questo è l'unico momento dell'anno che non vedo l'ora di ciappar parole. E quindi, anzi, sosteniamo il fatto che mi dicano parole, però mi sono portato via tutta la squadra, perché se dovete prenderla perché le strade sono piene di buse, se è piene di buse dovete prenderla con zampese, se invece che se l'erba alta con manera, ognuno... Buche, erbacce, Park Vittoria, traffico, inquinamento, nessuno sconto alla duchessa Marietta Marinaio, giudicata e condannata a Ponte Dante. Un successo di pubblico in presenza ma anche di ascolti per la diretta su Antenna 3, il processo alla vecchia di metà Quaresima organizzato come sempre dal gruppo folcloristico trevigiano, rinviato per maltempo e finalmente andato in scena. Non siamo mia buoni di risolver niente. Guardiamo per esempio il traffico qua a Treviso, una roba impossibile. Per non parlare dei semafori sul put. Se uno meglio di che altro, se fa per dire. Accusa dopo accusa la difesa non si è fatta intimidire. Stavolta sono sicuro di vincere la causa, perché a me protetta, a sei brava, a sei buona, aiuta tutti, ma soprattutto sei innocente. Innocente! Gara capire se è una busona! Innocente un corno a boccataccio, E ancora. Se una vergogna che dopo tutto sto tempo che si è passato dall'emergenza Covid, che sia ancora in liste di attesa e ogni mesi, se no anni. Visto l'ospedale nuovo, mi metteria il pronto soccorso all'ultimo piano di un edificio di 8 piani, senza ascensori, perché fare scale fa bene alla salute. E poi l'immancabile Park Vittoria. E credo anche che botteghe che sia attorno e sia sadrio programmare il suo funerale. Perché chi vuto che va in mezzo a quel casino di camion che va su e su per 2 anni consecutivi. Ma no! A Marietta ha detto che Piazza Vittoria diventerà un asino verde. Ma le giustificazioni non sono bastate e alla fine l'epilogo è stato inevitabile. Sono in dubbio se cambiare avvocato il prossimo anno. Aspetta un po'. Grazie. E questa mattina sono venute a salutarci e io sono felicissima. Fabio De Silvestre, consigliere gruppo folcloristico trevigiano nel ruolo di usciere, e assieme a Luigino Visentin, custode del Museo Etnografico delle Case Piavone, che era nel ruolo di cancelliere. Eccoli qua, intanto complimenti. Ma salutiamo anche Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezellini. Sindaco, bellissima, ha visto cosa facciamo a Treviso? Però bisognerebbe che la vecchia fosse itinerante, magari brusiamo il vecchio da giù, invece che a vecchia brusiamo il vecchio da giù, non sarebbe mia male, sempre sta vecchia. Potremmo proporlo, però bello e originale davvero visto. Allora, cosa ne pensa delle tradizioni? Ecco, sindaco, lei, io lo so, ci conosciamo da tanto tempo, è uno sul pezzo, anzi direi proprio che è una questione anche di sensibilità, una cultura della tradizione. Prego, sindaco Fabio Marini. Beh, credo siano davvero fondamentali e importanti. Tra l'altro, nel mio paese domani si terrà una delle tradizioni storiche, no? Proprio di quelle diciamo più folcloristiche anche dei nostri territori, che è il battimarso. Domani lo faremo anche se insomma a metà marzo faremo il battimarso nella frazione di Liedro, e anche questa appunto è una tradizione che ci piace portare avanti, ma comunque in generale le tradizioni sono la nostra storia, sono quello che raccontano quello che siamo, e anche con uno sguardo al futuro e alla contemporaneità, come hanno appena fatto, come abbiamo appena visto anche nel video, no? Mescolando quelli che sono i fatti attuali con magari anche un modo antico e storico di recitare e di raccontare. Quindi appunto le tradizioni sono fondamentali per dire chi siamo e anche per il nostro futuro.
Sindaco Marin, batti marzo, batti aprile, batti maggio, batti giugno, quando si batte un ciodo per quel che è fragilità e a pora gente. Cosa dovremmo battere per farsi ascoltare da politica? Che domandiamo anche al cancelliere, cosa battiamo qua pur chi ne ascolta? Perché mi sa che battiamo tanto ma ascolto poco. Vi sentite? Mi pare anche a me, però non è facile rispondere a questa domanda. Se dura rispondere in 100 modi, ma non so quanti che vada bene. Perché tutti i vicentini si riempie a bocca tanti politici, tradizioni, i gruppi, ma dopo con te stringi ti dici sì, ho capito mica queste parchi sui spalle, ma di concreto cosa ci arriva come aiuto, vicentini? Non ve ne vedo tante, non ve ne vedo proprio tante. No, Ma quello che mi dà più fastidio dei politici è quando chi parla della famiglia. Ma non si capisce mai se si parla della prima, della seconda o della terza. Sentimo anche Fabio Silvestre. Fabio, giovane, iniziato sì, come primula. Sì, fin da piccoli noi siamo dentro questo mondo e col processo più che denunciare noi ci possiamo fermare là, appunto. Vorremmo che tutto quello che diciamo in qualche modo cerchiamo anche di proporre, no? Con la satira una soluzione, ma capisco che non è facile, ma capisco che i problemi vanno sempre avanti. È vero, i problemi vanno sempre avanti, però... io che sono giovane... La passione? Per me la passione... Da dove? Facciamo anche la storia di Silvestre, perché Fabio, sì, giovane, vuol dire che c'è una partenza. Quando è iniziata questa passione? Assolutamente sì, il nostro presidente nel 2004 ha avviato il corso dei bambini, le primule del folklore. Che lo ricordiamo, il presidente, caro amico? Assolutamente sì, Gianfranco Crespan. Ecco, salutiamo anche la famiglia. A noi manca veramente molto e manca soprattutto nell'organizzazione di questo processo che lui da sempre è stato pioniere, quindi è un disastro, è stato veramente molto complesso, però cerchiamo di andare avanti perché ci ha trasmesso le cose, ce le ha proprio appunto trasmesse, mai fatte fare, basta, ma sempre trasmesse. Comunque nel 2004 interviene con questo gruppo delle primule che oltre ad avere il proprio gruppetto nelle scuole andava nelle scuole elementari. E io facevo la scuola elementare a Carità, sono venuti tutto un anno a insegnarci dei balli, dei canti per il saggio di fine anno e mi sono appassionato. Poi ho conosciuto le Case Piavone, mi sono trasferito là ogni sabato e adesso ogni giovedì e la storia è andata avanti. Prove, perché noi abbiamo visto lo spettacolo, ma quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere? Perché voi vedete, ma pensate un anno di preparativi, prego. Un anno di preparativi dal punto di vista scenografico, dal punto di vista del testo che non è molto semplice poterlo preparare e soprattutto essere sempre al passo con i tempi perché settimana dopo settimana ne succede sempre una. O piove, bisogna che te cambi tutto. Sì, infatti, guarda. O a città della cultura, vero Vicentino? Che se andava a farsi benedire. Andava a farsi benedire proprio che il giorno è, quindi tutto quello che si aveva preparato, avevo dovuto leggermente cambiarlo. Scrivi. In corsa, ma... Scrivi, cambia, riscrivi, è tutto così. Fa parte del gioco, però. Però Vicentino, se te che credi a centrare l'obiettivo, te gli fa, mi sono convinta. De volte dice, ma i tempi, però se te che credi, te gli fa. Cosa certo, dite Vicentino? Bisogna credere. Bisogna credere. Bisogna sempre credere, se no non si va da nessuna parte. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiamo il sindaco Marin. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Bravi perché le tradizioni, bisogna ricordarsi le tradizioni. Le tradizioni, le nostre radici fanno bene, bravi. Non sarà mai una volta che muoviamo le tradizioni, perdiamo la nostra identità e poi le tradizioni di paesi così. È bellissime, no? Perché partecipa a tutti. Voglio dire al sindaco che a Romano vengo sempre con amici a Poveso, vengo spesso a Romano, vengo sempre anche a fare la festa dei musci, che c'è una bella festa che c'è miele di persone. Vuol dire che la gente, il popolo, che tiene le tradizioni, perché i nonni che insegnano i putei una volta, e poi continua ti trovi tutti che sa qualcosa e ti dà sempre qualcosa da imparare. Poi la gente non c'ha panaira, dice tutti che collaborano, che danno a mano, dice un attaccamento che tutti quanti che poi gli danno a mano. E questo è una bella roba, perché ti insegna a stare insieme,
ai poteri insegna a continuare, è una roba giusta. Il comune, parli di comuni, che basta problemi, però dovrei aiutare i volontari che fanno queste robe, perché queste robe nel Veneto è da restare per altri 1000 anni. Ciao Mirella e buona domenica a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, lo sentiamo anche come commenta il sindaco Fabio Marin. Tanto sindaco si ripresenta? Sì, mi ripresento a San Zenone, però non a Romano, giusto? Ecco, bravo, spieghiamo bene a San Zenone degli Ezzelini, perché lui è sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Allora, sindaco, le tradizioni che si parlava prima, però bisognerebbe anche supportare, perché tutti siete bravi a parole, ma questi che hanno bisogno di un supporto anche economico, perché spostarsi, vestiti, abiti, coreografia, cioè è importante questo, e qua so paga, so spassa, diciamo anche a stufe, vabbè che gli eroi sono morti in guerra che gli ha dato una medaglia anche di ferro e anche di poco peso, ma come sia questa storia? Anche perché se sindaci giovani che dovresti capire che la vostra storia è la loro storia e se siete diventati così grandi e bravi a merito di queste tradizioni che sono i nostri diversamente giovani e anche i ragazzi, questi scrigni veramente magici che abbiamo. Prego sindaco. Ma assolutamente sì, Mirella, guarda, pensavo finché appunto vi ascoltavo, pensavo alla realtà anche del mio paese, dove ho più di 50 associazioni che sono attive nel nostro territorio, associazioni che logicamente delle più svariate tipologie, ma anche associazioni storiche. Oggi la nostra Accademia Sodalitas Celinorum, che fa la rievocazione storica dell'eccidio delle famiglie degli Ezzelini, è in trasferta a Piacenza, per cui sono tutti volontari che si caricano tutto il materiale, tutta la loro esperienza, tutta la loro buona volontà e vanno a portare quelle che sono le nostre tradizioni e anche il nome del nostro paese e il nome del nostro territorio in giro per l'Italia e anche in giro per il mondo. Per cui queste realtà noi insomma come amministrazione le sosteniamo e vanno assolutamente sostenute, queste e tante altre che parlano e portano avanti le tradizioni. In gennaio abbiamo fatto la tradizione dei carri della Befana che passa per le vie a distribuire i doni ai bambini e anche ai non bambini, anche ai più adulti, e poi il falò a Bubarata abbiamo dalle nostre parti in piazza. Per cui insomma tutte tradizioni che fanno sicuramente bene anche al nostro spirito e al nostro voler amare il territorio. Allora, sentiamo anche Luigino Visentin, cancelliere, ma custode anche del Museo Etnografico. Da dove parte Visentin a passione? Ecco, quando hai cominciato questa passione, guarda che bello che è, guarda che bello che è, guarda. Da sempre, soprattutto perché ho conosciuto il Poro Franco ancora nel 1964, quando si faceva i carnevali qua a Carossa. Sì. Prima ancora della fondazione del gruppo, e quindi ho sempre avuto questa passione qua, anche perché vengo da una frazione di Treviso che è Madonna del Rovere, Madonna del Socco, dove c'era altri grandi personaggi come Maurizio Menegus, che abbiamo visto al processo, come il poro maestro Angelo Meassetto, suo fratello Checco. E quindi abbiamo sempre avuto questa passione qua, all'oratorio si faceva il teatro. Sta proprio una passione, ma soprattutto che c'era anche comunità, più di adesso una volta. Sicuramente sbaglio? Che c'era comunità, d'altronde una volta non che c'era niente altro, che c'era solo che l'oratorio e basta. Se si divertiva forse anche a Comanco, cioè che era con più voglia di stare insieme, di giocare assieme, esatto. O sbaglio Visentin? Sì, e anche perché c'erano tutti i giochi che si facevano in comunità, non che c'erano giochi singoli, al massimo dei giochi singoli c'era il solitario e carte, sì. Ma tutti che altri giochi... Ma era già monotono e sì, poi il solitario... Tutti che altri giochi, c'erano giochi che si facevano in tutti. Non come adesso, con i social qua i gioca tutti i orisoi, non si sa neanche contro chi gioca, ma... Gioca contro se stessi, infatti guarda che disastri che viene fuori in certe situazioni. Sì. Allora, Fabio De Silvestri, giovane, queste parole di Luigino Visentin che fa capire invece l'importanza della comunità, della condivisione, di qualsiasi cosa, ma condividere, prego. Esatto. Sì.
Per noi giovani ci sono molte, ma molte più distrazioni al giorno d'oggi, infatti ritagliarci del tempo per le passioni, poi una passione come questa che magari tra i giovani non è condivisa come uno sport, come tante altre cose, però noi cerchiamo fin da piccoli, come è successo con me, di far entrare nella nostra famiglia, perché non è un'attività fine a se stessa, non è quell'ora a settimana, proprio siamo una famiglia che cerca assieme di farsi forza e portare queste tradizioni avanti in un modo piuttosto che in un altro, per divertirsi in primis, perché quello è lo spirito che ci interessa, e soprattutto a me capita così quando sono con appunto i miei amici del gruppo. Non penso a nient'altro, i problemi del lavoro, di una giornata, del giorno dopo, cosa succederà, cosa non succederà, vengono messi da parte, quindi ma io credo che sia tutto dettato appunto da questa passione, questo amore nei confronti del gruppo, che è più forte da tutto. Infatti dei nostri amici hanno fatto delle esperienze all'estero di lavoro piuttosto che si sono trasferiti per lavoro, però lasciare quello che è il costume, lasciare quella che è l'associazione non è facile, perché c'è proprio questo amore in te, legame e la cosa bella è che appunto abbiamo avuto la fortuna noi giovani di entrare in un bel gruppo, quindi siamo tanti giovani, siamo tutti amici, ci troviamo fuori, dopo, prima, mentre prepariamo le cose ci divertiamo, e quindi c'è anche un rapporto. Oltre poi questo gruppo folcloristico c'è l'amicizia che si consolida sempre di più, più frequenti, più ti parli e più si consolida. Fabio Marin, ma in politica si consolida l'amicizia tra politici? Perché in questo, specialmente in queste settimane, ne vediamo di tutti i colori, cioè vediamo molta gente che prima era contraria anche al terzo mandato, adesso nessuno vuole più a Sara Carega, cioè mi capisco anche il sindaco Marin che è giovane, magari facendo belle esperienze può diventare anche più in alto, perché bisogna anche essere competenti quando vai in Parlamento a sentarsi, dico mie, però mi pare che qua i vecchi guai a Sara Carega, ma anche qualche giovane che dice mamma mia se va via questo va a casa anche a me, meglio che lo supporta. Come sia la storia, sindaco? Mirella, che domande mi fai? In politica purtroppo insomma si sa che nel momento in cui si arriva là, poi insomma c'è chi lo fa davvero insomma con buona volontà e cerca di fare il meglio per il proprio territorio, per i propri cittadini. Poi c'è chi effettivamente si attacca alla poltrona, e quindi equilibri, amicizie vengono in secondo piano, no? Si cerca sempre di salvare quel che è salvabile. E con la questione terzo mandato, insomma, sembra sia l'argomento principale di cui l'Italia ha bisogno di parlare, ma non penso sia l'argomento principale, perché di argomenti ce ne sono tanti di più. Penso che il ricambio in politica sia assolutamente giusto, penso che non è che siamo eterni e siamo Dio, che siamo scesi in terra a governare i nostri territori. Siamo delle persone come tanti altri, è giusto che si lasci anche lo spazio ad altre persone di fare politica e di attuare politiche per i nostri cittadini e per il nostro territorio. Quindi direi che insomma gli equilibri in politica è vero che a seconda di quelle che purtroppo sono gli interessi anche personali di determinate categorie, di categorie appunto di politici, cambiano, e a volte ti trovi che il giorno prima avevi l'amico nel fianco, il giorno dopo invece ti volti le spalle, perché deve logicamente guardare quelli che sono gli interessi personali, ma insomma molte volte anche del proprio territorio. Quello che non mi piace è che poi magari negli equilibri politici o nei rapporti politici, per quanto adesso stiamo parlando di tradizioni, per quanto sia importante riconoscere le tradizioni, riconoscere il proprio territorio, l'importanza del proprio territorio, non mi piacciono quando ci sono invece i campanilismi, quando non si guarda con una visione più ampia a quella che è la politica di un territorio e la politica di sviluppo di un territorio, appunto. Senta, sindaco Marin, una cosa che va detta, che lei è stato e ha avuto il coraggio di andare contro veramente, diciamo, la montagna, contro la regione, con questi ricorsi al TAR, che poi lei ha vinto perché lei ci credeva, lei sapeva di aver ragione. Com'è? Perché non abbiamo sentito più niente. Com'è andata alla fine la storia? Allora, io sapevo di aver ragione, perché insomma basta leggere le carte e quindi insomma ero tranquillo per quello. Poi avevo una squadra che mi ha supportato, perché non è stata sicuramente
una decisione facile quella di andare contro la regione, è stata una decisione pensata, però dovevamo farlo, avevamo insomma un accordo che sarebbe comunque tra virgolette scaduto dopo 10 anni, un accordo mai mantenuto dalla regione. Abbiamo quindi vinto il ricorso al TAR, la regione ha ricorso in Consiglio di Stato, ha perso, abbiamo quindi vinto anche in Consiglio di Stato e la regione ha convocato la conferenza di servizi. Dopo quello però la regione si è fermata, ha fatto un ulteriore ricorso al TAR lei, quindi continuiamo a pagare gli avvocati per chiedere chiarimenti in merito alla sentenza. Evidentemente i dirigenti che, scusatemi, ma paghiamo con i nostri soldi e i nostri politici regionali e anche l'avvocatura stessa regionale non sa interpretare quelle che sono le carte, quella che è la documentazione, quindi chiede ulteriori chiarimenti al TAR. Quindi cosa stanno facendo? Stanno solamente perdendo tempo. Io sono seduto che aspetto perché adesso non hanno più scuse, insomma, per cui le opere del nostro territorio vanno fatte, ne abbiamo diritto, sono state validate da 2 sentenze in ogni grado, insomma, non una ma 2, e quindi andranno fatte. Nel contempo noi logicamente ci siamo ulteriormente tutelati perché niente si sa come andranno le cose. Adesso la regione, oltre a tutto questo, ha anche una causa che se non manterranno quelli che sono gli accordi dovrà subirsi, perché insomma si parla di, adesso il prezzo delle opere è andato su, si parla di 5.560.000 euro di causa che il nostro comune ha fatto alla regione come risarcimento del danno per non aver fatto le opere, e quindi penso che insomma sia tempo ed ora che la regione si metta a tavolino con noi, come ho sempre chiesto e come ho sempre cercato di fare, e finanzi queste opere, portiamo a compimento queste opere di compensazione per il fatto che la superstrada pedemontana veneta passa per San Zenone. Perché noi vediamo sempre, sindaco Marin, tanti tagli dei nastri, ma non si mi ha finito l'opera. Cioè continua a tagliare nastri, ma alla fine l'opera non disegna ancora. Ecco perché campagna elettorale si chiama. Prego? Campagna elettorale si chiama. Io penso però, guarda Mirella, una cosa, che una politica del genere, per quanto insomma è vero che il presidente Zaia insomma è una persona che sicuramente ha fatto tanto, però una politica del genere basata solo sul cercare il consenso e non sul dare risposte concrete, perché per far politica non basta solo andare a tagliare nastri, bisogna anche mettersi a tavolino con quelli che sono i territori. Inutile dire che la regione ascolta i territori, se poi vediamo esempi come ad esempio la Via del Mare o la questione sulla Romea, dove ascoltano solo i territori ma i sindaci a loro vicini e non i sindaci che magari hanno un'idea diversa dalla loro, perché il confronto in politica è la cosa più costruttiva e migliore che ci sia per fare il meglio e il bene per i nostri cittadini. Però mi sa che si dà sempre prevalenza a quelli che sono i tagli dei nastri, a quella che è la bella figura, a quello che è l'apparire rispetto alla concretezza del fare il bene per i nostri cittadini. Allora, Fabio De Silvestri, cosa ne pensa di questo sindaco giovane, eletto con veramente delle preferenze incredibili, ma soprattutto che ha il coraggio di osare? Ecco, io ho ragione e perciò vado avanti. Ecco, questo, come si diceva prima, quando sai che forse hai proprio tutti i presupposti per centrare l'obiettivo, non ti ferma nessuno. Prego, come commenta le parole? Io credo che questo sia proprio il compito, in qualche modo rischiare, no? Secondo me una figura così esposta comunque rischia, e se ha paura è meglio che non si esponga. Bisogna, perché se non è da noi giovani che in qualche modo cerchiamo di far entrare quella innovazione che sconvolge, non si va da nessuna parte. Da che mondo è mondo, senza innovazione il mondo si ferma. E quindi, senza ricambi. Esatto, quindi come succede per noi nelle tradizioni, sì, è corretto portarla avanti, ma la parola fondamentale nel nostro caso è tramandare, il che significa cioè andare avanti, portarla avanti nel tempo e attualizzarla in qualche modo. Quindi secondo me è fondamentale, e se non è un sindaco in prima linea a scontrarsi e a in qualche modo rischiare contro tutti, io credo che chi meglio di lui può. Perciò poi ha fatto bene allora il sindaco assolutamente Fabio Marin. Allora, quello che vorrei chiedere invece a Visentin è che quello che abbiamo visto anche al processo della Veccia, che i Vecchi ha fatto un passo a lato
compreso il presidente, e manda avanti i giovani. Poi noi abbiamo visto questo ospite graditissimo che è Fabio De Silvestri, ma abbiamo visto le ragazze, ecco, e voi di supporto, cioè non è che non ci siete, ecco, forse la politica dovrebbe partecipare di più al processo di Avezza e veda che assieme si centra l'obiettivo, o sbaglio Visentin? No, è un discorso giusto, solo che io non sono la politica. Vabbè, ma un'idea sua, Visentin? Aiutare i giovani, mettersi da lato, non sparire, però mettersi da lato, no, sempre davanti. Beh, ma quello fa parte del gioco, bisogna dare spazio ai giovani. Esatto. Però bisogna sempre avere l'occhio attento perché Certo. non combina Certo. mestieri che non va bene. No da soli, ma assieme, Esatto. assieme, e questo dovrebbe secondo me fare a politica. E parliamo anche del museo. Questo museo, spieghiamo quando che è nato, il perché e che veramente che risultati che aveva ottenuto Visentin, perché c'è un museo qui che non lo conosce, vaga a vederlo, è Case Piavone, dopo diciamo anche quando che è aperto. Prego Il museo Visentin. etnografico, come che sa, è proprietà della provincia di Treviso ed è cogestito assieme al gruppo folcloristico trevigiano dalla sua nascita, quindi 2002 se non vado errato. E presenta delle mostre tematiche che ogni tot numero di anni cambiano e che rappresentano un po' tutte le nostre cose di un tempo. Anche perché onestamente mi penso che se uno non sa da dove che viene, è difficile che capisca dove che può andare. Giusto? E quindi attualmente la mostra che è stata organizzata per il 50° anniversario della fondazione del gruppo e rappresenta un sunto di tutte le mostre che il gruppo ha fatto sia nella sede di Case Piavone sia nelle sedi precedenti di Villa Zen a San Artemio oppure di via Marchesano. Ecco, avevo capito, veramente è una storia incredibile. Quando che anche ho diversi ospiti, ad esempio anche di Otisalvi Perin che arriva con tutti gli attrezzi di una volta, e gli hanno una passione folle, queste locomotive, vi farò vedere il video che ha mandato in funzione, riesce a metterle in funzione, cose che veramente sarebbero perse nel tempo, non ti ricordi neanche più, eppure sono andata alla festa di San Gregorio, a Godega Sant'Urbano, sta una roba incredibile, la bellezza, come anche i bambini, i ragazzi, se faceva le foto davanti a queste locomotive di una volta, a questi attrezzi di una volta. Vuol dire che, Fabio, non è vero che mi si interessai, dammi il gioco che partecipo, ecco qua, che giochiamo tutti insieme. Non sta a mettermi misso, fammi capire come che dice io, se so da dove vengo, forse so anche cosa posso fare per arrivare. Prego Fabio. Ma sì, anche perché noi abbiamo un profondo rispetto nei confronti delle figure, insomma, pioniere in qualche modo, ma se non ci danno lo spazio noi abbiamo timore di entrare in questo spazio, in questo modo, di poter, quello che dicevo prima, dire la nostra per. Ecco, lui insieme a tutti gli altri organizzatori ci stanno dando la possibilità di intrometterci, di provare a scrivere, ma perché questo? Perché un domani chi dovrà portare avanti questa cosa e semmai entriamo, semmai impariamo insieme a loro rischiamo poi un domani di farlo in modo sbagliato, quindi non è facile trovare figure anziane, passatemi il termine, piene di diversamente giovani, sì, così non ti sbagli Fabio, dica diversamente sono giovani. in mezzo qua. Ecco, va, diversamente giovani, vai. Figure diversamente giovani che ci permettano e abbiano quella dote di insegnare, no? di insegnare quello che è il concetto e lasciarci spazio di dire anche una cosa non giusta, ma spiegarci perché non è giusta. Non è facile. Fabio Marin, sindaco, come commenta? Vedevo prima che parlava Luigino Visentin che con la testa faceva così, sì. parole sante, si sentiva, prego. Esatto, le parole sagge, no, dei nostri saggi. No, guardavo le due figure, quanto è bella oggi questa figura che ci proponi, Mirella, perché vedere il giovane affiancato del diversamente giovane, come tu ami chiamarli, ma vedere appunto l'esperienza che dà la mano, lascia spazio, no, ai giovani, è proprio questo il segreto perché le cose vadano avanti, perché le tradizioni, perché tutto continui. Per cui mi complimento, perché davvero insomma è una bellissima accoppiata quella che vediamo questa mattina, ed è proprio
questo penso appunto il segreto per far sì che le cose continuino. E allora l'accoppiata vedrete dopo, perché adesso abbiamo l'accoppiata della pubblicità. Chiara, andiamo con il gruppo folcloristico trevigiano. Ed eccoli qua i nostri ragazzi belli sorridenti e pronti per presentarci due balli. Il primo ballo è il ballo della matassa. Allora, è un ballo, diciamo, che inscena la classica scaramuccia amorosa. I tosi arriva a casa a sera, i stufi morti dal lavoro e i decide di andare a trovare a Tosa. E a Tosa si deve preparare a dotta. Perciò, che domanda di darghe una mano, e che dà sua mamma proprio una matassa. So che il toso non ha tanta voglia di lavorare. Insomma, nasce un fiana baruffa, però dopo alla fine tutto si risolve, perché d'altronde l'amore non è bello se non è litigherello. E il secondo ballo invece è il ballo del pearin, che come dice il nome è un ballo pepato sia nel ritmo che nei passi. E quindi immaginatevi una domenica mattina fuori dal sagrato della chiesa, lontani dagli sguardi distratti dei genitori intenti a ciaccoiar, i tosi si conosce, nasce una bella amicizia e quindi si balla il ballo del pearin, matassa e pearin. Io vedo tanti giovani, scusatemi, ma vedo veramente giovani, complimenti a Visentin, ma soprattutto a Fabio De Silvestri. Non è vero che i giovani non partecipano, forse noi, Fabio, qui al nord, siamo un po' più scettici a vestirsi con questi costumi tradizionali, mentre sia al sud che in Alto Adige lo portano molto volentieri, tanto è vero che tu quando vai nei locali quasi sempre sono con i costumi tradizionali, perché noi altri veneti femo così fatica a vestirsi, mi pare di essere dico i DJ giovani. Ecco, sentiamo Fabio. Sì, è vero, è proprio una cosa che non... La nostra difficoltà è che qui non si respira più la tradizione e la cultura tutti i giorni, no? Quindi diventa una cosa che fai in più e vieni mal visto tante volte dai tuoi coetanei, perché dicono: ma dove vai? Dove vai con sacco, sì. Dove vai? C'è proprio una roba... È quello il problema, perché tutti i giorni non lo respiriamo, a casa non parliamo più in dialetto, a scuola non si può parlare di tradizione, figurati parlare in dialetto. Stiamo anche meno a contatto magari con i nostri nonni, perché c'è sto telefonino, perché ci sono tante distrazioni. Perché a scuola non si parla di tradizioni, Fabio, hai detto? Allora, si parla, nel senso che comunque danno spazio anche a quelle che sono le tradizioni, forse una volta un po' di più, perché quando sono andato a scuola io, appunto il gruppo è entrato a scuola e ha permesso di raccontare, e c'erano anche tutte le maestre che
coadiuvavano questo progetto. Adesso è un po' più difficile, perché se entriamo nelle scuole non sempre abbiamo le insegnanti che con la loro esperienza di educazione riescono a coadiuvare la nostra passione e portarla ai giovani, quindi questa è un pochino la difficoltà e non sempre questo progetto è accettato perché ci sono gli sport, perché facciamo entrare a scuola gli sport, facciamo entrare a scuola altri progetti che per carità probabilmente hanno anche una finalità e un'importanza comunque diversa dalla nostra, diversa, non un'importanza più grande, però diversa. È questo, quindi il nostro obiettivo di tutti i giorni come associazione è anche quello di avvicinare un pochino di più i giovani, perché noi siamo tanti giovani, però negli ultimi anni abbiamo un pochino di difficoltà, nel senso non abbiamo molti ingressi nuovi, no? E quindi il ricambio generazionale bisogna arrivare domani... a questi ragazzi, a questi bambini e qua bisogna coinvolgere la famiglia, non c'è niente da fare, perché la scuola arriva fin là, ma dopo sono le famiglie. Cosa vuoi leggere per noi? Cosa hai preparato? Ma noi quest'anno con la figura dell'usciere abbiamo voluto... Che è una figura nuova? Una figura nuova che nasce l'anno scorso. L'anno scorso ha fatto un elogio alla città. Quest'anno ha voluto essere a supporto del processo e cantando, diciamo, si rischia di non far sentire tutte le parole, quindi l'abbiamo più recitata. E allora vi faccio una piccola parte. Ma se l'aria no è buona, perché il puttel zeintasà, me domando se il domà sostenibile sarà. E il gasoio una batosta e i mesi pubblici che costa. Lavori verti e infiniti che me assa alibiti. Ma mi amo e amerò perché Treviso ase sempre bea, ase come una stea, coi foglie dei segheri sui canai, coi muini e foto sui giornali, con te canta e mi canto cotì, vieni a vederla insieme a me. Cancelliere. Non ho capito ben. Tutti che canta Conte. E ora dico che siamo al Festival di San Treviso. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Vladimiro? Non lo sento. Sindaco Marin, cosa sente? Cosa dice di questa bella introduzione che ha fatto sia Fabio De Silvestre che Luigino Visentini? Ma quanto bravi sono? Guardate che non è mica facile improvvisare, eh? Voce, sindaco, il microfono. Mi sente? Sì, adesso pronto? sì. Eccoci qua. Sì. No, dicevo, tra l'altro divertente, ma che tocca anche temi seri, per cui hanno davvero questa capacità di cantare, di parlare in modo leggero, ma di affrontare tematiche, insomma abbiamo sentito anche il discorso della sostenibilità, del green, eccetera, di affrontare proprio queste tematiche che sono tematiche attuali e che la politica deve e sta in qualche modo affrontando, per cui davvero mi complimento, è un gruppo veramente originale, l'ho scoperto insomma oggi, scusatemi se da lontano San Zenone cosa che serve Sveglia Veneti, sveglia sindaci, sveglia, guardate cosa abbiamo nel territorio, magari uno spettacolo itinerante, penso io anche a San Zenone non sarebbe male, cosa dice sindaco? Non sarebbe assolutamente male, abbiamo anche gli spazi, anche noi abbiamo argomenti se volete per poter scrivere, qualcosa. Dice Visentin, prego Visentin. Sì, col gruppo siamo stati a San Zenone degli Eselini qualche anno fa, prima del Covid, e il periodo mi pare fosse stato in ottobre. Guarda che cancelliere non vi sfugge niente, Benissimo, vabbè, insomma, mi spiace non averlo saputo, forse non ero ancora tra l'altro sindaco. Sì, anche per me non eri ancora sindaco, però potrebbe essere un bel momento, anche perché abbiamo intenzioni, siccome appunto Dio ti salvi Perin ha queste locomotive, queste cose meravigliose, allora ci trasferiremo tutti e qua inviterò veramente tutti i sindaci con le loro associazioni a Bocca di Fosso, perché c'è un museo fantastico dove tutti quanti dobbiamo andare a supportare, perché è scandaloso che un museo del genere sia chiuso, non si possa partecipare
perché giustamente ho detto bocca di fosso, cosa sia sta roba? Mi non avevo neanche mai sentita, mi sentì manco mai, no, perché le volte mi pare essa. Perciò noi abbiamo delle meraviglie che non conosciamo e non è giusto, perché c'è un lavoro, mi mega portare un tavolo di Osei, vi sentì, infatti ho detto a Mirella stamattina non si dica da Osei, cioè io ero piena dappertutto, ma copale, di tutto, Maria che ride, no, se è vero, c'è una roba grande. Forte, Mirella. Allora ho pensato di fare questa assieme a Dio ti salvi, perché veramente merita di vederle, ma merita davvero, perché veramente ha restaurato, ma funzionanti. Cioè ancora che metti dentro il carbone, la legna e poi il fumo, bellissimo. Perciò inviterò tutti, chi ci sarà, a fare questa grande manifestazione a Bocca di Fosso. Noi dobbiamo anche conoscere le nostre realtà. Vi sentì? Se è vero o non è vero? Se è vero, il problema è che bisogna trovarsi però. Esatto. Bisogna che sia qualcuno che si la briga di organizzare la roba. E se fermo noi altri, ognuno il suo, un pochetto, esatto. E ora se tutti quanti messi a giossa e caissi in penisse, se invece nessuno scomincia a metà a giossa, vero Maria, anche in politica abbiamo scominciato anche a questi sindaci, esatto. Perché mi dico sempre che sei tiepidi, non sei rock, sei troppo tiepidi, nel senso si spenzella tanta, ma dopo pian, invece voi altri sei... soprattutto governa forza che i cittadini che si da vostra parte voi cioè o che non vi rendete conto perché i numeri e se semina bene è cittadino veri candida e vi premia col voto e se vi comporta male vi manda a casa subito perché questa è la verità sì. Così che siamo proprio bauchi vi sentì sbaglio? No, parole sante. Ma manco mai, che dico anche a mi parole sante, oddio qualcuno mi bruciaria, posso di averci metteria a Mirella, questo vi dico di sicuro. Sentimo Fabio, dai, leggi che cosa. Poi c'è un altro passaggio un po' più complesso che ha toccato giovedì perché proprio il sindaco stava tornando da questa cosa qua. Ma se Treviso de cultura capital vuol diventare, penso che il nuovo assessore elga un bel fiado a lavorare e paghemo e boette e paghemo a Contarina col suo metano ogni mattina il suo camion fa girare ma mi amo e amerò e poi un altro elogio alla città. E è importante però dire che c'è anche un passo più leggero, quindi me innamoro pare strade de be trevisane, però meglio forse se sui fossi non che fosse Pantegane e a se verde l'erba al sol ma se sempre verde il suo coior che con iniziative green mi mescaldo dentro al cuore. Bellissimo. Cancelliere? Cancelliere qua non ha tante robe da dire. Una, cosa diceva il cancelliere? Perché quando che l'avvocato dice scriva quello che vuoi il cancelliere, l'importante è che il tasa, e mi ho detto, ok, ho scritto che il tasa. Ma quanti simpatici sono? Ecco, abbiamo bisogno anche di tanta simpatia, però in mezzo a tanta simpatia sapete che la Mirella mette dentro sempre qualcosa. Allora io vorrei fare un grande abbraccio a Giuseppe, tutti assieme, che ha perso questa figlia adorata. Venerdì, proprio ieri, ci sono stati i funerali, ha chiamato in trasmissione, poi io l'ho risentito. Ecco, un grande abbraccio Giuseppe e a tutta questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, di Media Nord-Est, per la perdita di questo grande figlio. E con questo voglio farvi anche vedere questa locandina, perché domani ci sarà un altro evento molto importante all'ippodromo di Sant'Artemio, dove le associazioni abbracciano le associazioni e pensate, questi genitori che hanno perso i figli hanno deciso di incontrare altri genitori che hanno avuto questo immenso dolore per condividere il dolore. Pensate che cosa grande, nonostante questa tragedia, hanno deciso di parlare ai genitori, ai figli. Avremo anche in collegamento i ragazzi on the road da Bergamo, dove racconteranno anche le loro esperienze, proprio di andare a incontrare anche loro questi familiari, e penso sia una cosa bellissima. Ci sarà anche come apertura il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore a Treviso, ci sarà la psicologa del traffico, che nessuno sa che esiste, ce ne sono 2 in tutta Italia, ma con le idee molto chiare. Ecco, ci saranno educatori anche stradali, avremo anche la polizia
locale con la dottoressa Rebecca Zanchetta, tantissime ospiti, proprio per far capire l'importanza e la serietà di mettersi alla guida, di uscire di casa ma con responsabilità. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare, perché se ognuno esce di casa e si fa le proprie regole, qui non ne veniamo fuori. Cosa ne pensa, Sindaco? No, insomma è tutto vero quello che stai dicendo. Pensavo a questi familiari appunto che si mettono a disposizione, no, degli altri, perché riescono a trasformare un dolore, un grande dolore che è sicuramente indescrivibile, riescono però a trasformarlo in qualcosa di utile per parlare ai giovani, per parlare anche agli adulti, insomma a chi si mette in strada e a chi purtroppo magari molte volte non rispetta le regole o si distrae, telefonino, bere, eccetera. Per cui insomma davvero io vorrei abbracciarli tutti questi genitori, tutti questi familiari che si mettono a disposizione per gli altri nonostante il grande dolore che hanno dentro. Allora, se faremo questa grande festa a questo museo di Bocca di Fosso, ci saranno anche loro, perché sono loro anche le associazioni che aderiscono a questo progetto molto importante, perciò vi inviterei tutti veramente a unirci, lasciare da parte i campanili e cercare di supportare queste realtà che con tanto dolore però riescono ancora a regalare qualcosa, ed è veramente la consapevolezza che il dolore va condiviso. Eccolo qua Vladimiro da Rovigo. Vladimiro, eri sparito? No, ma era cascata la linea, penso, ma non è un problema. No, ecco, stavolta voglio dire due sensazioni che tutte le altre volte che ho guardato, quando che ti trasmettevi questa roba dei feste popolari nella tua zona, no? Mega stimolare, cioè prima questa qua. Tutte le volte che mi vedo che dalle parti tue che c'è un'iniziativa come quella del processo a Avezza oppure via parlando, mi vedo che, perché dappertutto diciamo, le istituzioni, i comuni via parlando cerca di aiutare le tradizioni popolari, ma una partecipazione così tanto diffusa e del popolo mi vedo solamente dai parti tue, cioè, oppure in Romagna, c'è mica mi piace girare, solo da Vogliate o in Romagna vedo che tanta gente, cioè il popolo partecipa, cioè, non è come dire una festa che è un'iniziativa istituzionale, ma è proprio come dire le tradizioni da Vogliate mi vedo che è diffuse e coltivare, apprezzare, portare avanti in maniera come dire diffusa, ecco, non solo parziale. Però ecco, le conseguenze di questo qua mi vedo anche che per dire una battuta, il Veneto è molto grande, cioè quando che mi ascolto per dire il signore anziano che lei a fianco l'ultimo, no? Visentin, il cancelliere. Ecco, sì, ecco, mi fa fatica a capire quello che dicono, sia come dialetto che anche però come concetto, che concezione, ricordi che porta avanti. Cioè, la provincia di Treviso, è vero, voi altri vi distinguì rispetto a tante altre zone del Veneto, perché come dire, di riuscire a portare avanti le tradizioni, come dire, sì, una popolazione secondo me anche più vera in questo, e forse lei è un merito che forse anche per questo spesso e volentieri in tante attività la provincia di Treviso si distingue rispetto che altre dal punto di vista anche umano, cioè come dire, mi sono Verona, vedo che c'è una tradizione tipo papà del gnocco, oppure tante iniziative anche dell'industria, anche nello spettacolo che porta avanti, che porta in evidenza delle persone, degli individui. Sino da voi altri, cioè, se mi lo voglio dire Luca Zaia, che è l'ex presidente della provincia di Treviso, via parlando, ma mi vedo che da voi altri, Benetton e tante altre attività, no, individuali, secondo me viene fuori appunto perché la popolazione vostra, che forse lei è un po' meno veneta e anche un po' friulana, secondo me da questo punto di vista qua, riesce a mantenere, ma non perché è forzato, cioè quello che a me mi piace molto è vedere che io fa spontaneamente, cioè proprio io sento spontaneamente, no perché deve essere fatto, a differenza di tante altre zone qua in Veneto che oltre ad avere delle tradizioni molto diverse, perché da parte mie diciamo che tra virgolette che ha poco a che fare con quello che vedo, anche se è tradizione da parte nostra, e voglio fare i complimenti perché cioè, uno quando che vede, oltre che vedere cose belle, no? Che ballerine del balletto di Treviso, belle di per sé anche tra le altre cose, ma lei se vede una cosa, secondo mio parere,
vera, cioè non come dire imposta, ma una roba vera. Grazie Complimenti, Vladimiro, buongiorno. molte grazie, penso che abbiano gradito tantissimi i miei ospiti. Allora Fabio, cosa aggiungiamo a quello che ha detto Vladimiro? Perché mi pare che Treviso l'abbia nominata abbastanza bene. Sì, vorrei anche dire che mi innamoro dei paessi e dei cese con gli affreschi. Mi domando se l'UNESCO un dì li saprà apprezzare. Se Prosecco che ne tanto, anche al tiramisù è un vanto. Ricordiamo tutti che il che ha fatto un figurone è il nostro sindaco campione. Bellissima. Cancelliere, cosa che diciamo? Scrivemo? Scrivemo? È il prossimo anno. È il prossimo anno, scrivemo. Adesso tappiamo un fiato pace. Se riposiamo una stanta, che meritiamo di riposare. Questo veramente fa anche capire, però, e lo dico a Vladimiro, Stato Vladimiro, che Treviso vuol dire tre visi. E ora, uno di solidarietà, uno dell'aggregazione e uno di tradizione, ma non di politica. Tu ben capisci i tre visi che abbiamo. I diversi, sbaglio, Visentino, no. Questi tre visi di Treviso. Treviso, tre visi, ma con questa roba, no? Con la politica. Politica è del passaggio. E si ne ascolta ogni tanto, non sarebbe male. Noi altri invece restiamo e diventiamo sempre più apprezzati perché avevi visto la gente che aveva portato un spettacolo del genere. Chi è che vede tutta quella gente? Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Anna? Sì? Prego Anna, ciao. Ciao. Parlo con la Mirella? Sì. Senti Mirella, tu sei la mia simpaticona, bravissima e tutto, però ti devo dire una cosa, vai. Bisognerebbe che tu ti tagliassi i capelli e andare... No, mai Anna, sei tu matta? I miei capelli. Va benissimo, mi riconosce perfino sul vaporetto. Hai da rossa, eccola, sei vera? È una basetta, ma se mi sento matta sta spaia Anna, dico madonna, il vaporetto, che c'è qua? Rossa Mirella. Vai Anna. Dai Anna, grazie Anna, un abbraccio cara Anna, un abbraccio grande. Allora Marin, cosa diciamo? Tradizioni, soprattutto anche questa voglia di resistere grazie a questo passo a lato e questi giovani che capiscono e speriamo che vengano supportati perché là è il grande problema, perché hanno bisogno di benzina. Mi dico sempre che se a me famiglia non mi dà benzina mi posso essere brava finché voglio, ma il motore non va più avanti, sarà anche un bel motore, ma se non te ne metti dentro la benzina. Prego, Sindaco. Appunto, queste sono le realtà che vanno sostenute e noi come amministrazioni penso appunto dobbiamo esserci per queste tipologie di realtà, perché insomma senza di loro davvero andremo a perdere quelle che sono le nostre radici, quelle che sono le nostre tradizioni, per cui assolutamente insomma vanno sostenute da tutti noi sindaci, da tutte le amministrazioni. E Mirella, non tagliarti i capelli perché sono il tuo marchio. Ma proprio ti pensa bene a Mirella come messa in piega, cioè mi pararia, cioè ma io c'hai a messa in piega di Mirella, no, non esiste, ma dai, è vero Fabio. Rimani rock, io sono rock, non sono lenta, mi so rock. Chi capisce che capisce. Vai Livio, abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, saluto Ciao. il sindaco e anche i rappresentanti. Dopo mi devi dire perché non ti vuoi tagliare i capelli. Adesso è tanto di moda, me lo dirai. Polacchi che ti piaci di più così. Vabbè, No, per carità. Vai Livio. Dunque, spesso si parla dei politici. E allora ai politici andrebbe bene riservare questa frase. Io so che ai miei tempi, quando ero ragazzo, si diceva che c'era la storia del signor intento. Questa è la storia del signor intento, che dura poco tempo, che mai non se ne striga, avuto che ti racconta o avuto che ti dire. E ora uno diceva, contami, e ora questa è la storia, e se no un'altra frase, dimmi, non posso perché questa è la storia del signor intento che dura poco tempo. E questa frase qua si potrebbe applicarla ai politici di adesso. Grazie e vi saluto. Grande Livio, grande Visentina, sta storia, avuto che ti racconta, avuto che questa linea conta e neanche linea dice, cioè come sia la storia Visentina.
fa quello che vuole. Cancelliere, cosa scrivemo? I fa quello che vuole? I fa quello che vuole, scriveremo così. Scriveremo così. Allora sentiamo come ci saluta il sindaco Fabio Marin, ecco questa bella oretta che abbiamo passato assieme divertendoci, inserendo anche la solidarietà, ecco, a questo papà che, ripeto, a tanti genitori che veramente in questo momento stanno soffrendo, guardate che è una tragedia tutti i giorni. Prego sindaco, che appello vuole fare? Beh, intanto ti ringrazio perché è stata davvero una bella oretta passata insieme nella quale siamo riusciti sorridendo ad affrontare anche appunto argomenti e tematiche serie. Per cui nella linea insomma di quelle che sono le tradizioni, di quello che è quello che abbiamo visto questa mattina, quello che mi sento di dire è appunto abbiamo visto questa accoppiata che abbiamo lì presente, il meno giovane, il diversamente giovane con il giovane. Allora l'appello è ai giovani perché spazio ce n'è, siamo qui, possiamo dire la nostra e abbiamo anche al fianco persone che ci danno spazio e ci aiutano. E questa mattina lì in studio ne abbiamo l'esempio, per cui l'appello che rivolgo è appunto ai giovani per partecipare. Grazie a Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezellini, che si ricandiderà. E allora sentiamo anche, grazie di essere stato con noi, allora sentiamo anche come ci saluta Fabio De Silvestre. Io dico dateci spazio, credete in noi, non diffidate e permetteteci di dire la nostra e aiutateci nel futuro. Perché siamo Fabio. noi che in qualche modo dovremmo difenderci, io dico sempre questo, quindi aiutate a farci fare le spalle grosse perché sennò non andremo da nessuna parte. Sentiamo il cancelliere Visentin, come che ne aiuta? Mi spazio ai giovani che io do perché ora mi dà tanto a me. Da quando che vado via con ori, a mattina io su con tanti dolori, ma poco ori mi pare di aver sempre 20 anni. Bellissima questa chiusura di Luigino Visentin, custode del Museo Etnografico Casa Piavone, nel ruolo del processo a Vezza di cancelliere. Però io vorrei ringraziare, salutare e applaudire tutto il gruppo folcloristico, tutta questa grande famiglia veramente meravigliosa. Saluto il presidente Ivano Camarin che questa mattina mi ha dato la possibilità di presentare queste figure che magari durante il processo avevate veramente apprezzato, perciò le ho fatte rivedere, però veramente un grazie a tutto il gruppo folcloristico trevigiano. Pubblicità. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Michele Favero, segretario politico Indipendenza Veneta. Abbiamo collegato da Caprile Veneta, adesso vediamo, ad Alleghe, Felice Gaiardo, presidente coordinamento Agordino Zoldano, volontari ambulanze. Guarda, sono veramente contenta, Gaiardo, di averlo qui perché vogliamo anche capire com'è la situazione. Abbiamo visto anche tanti incidenti purtroppo sulle montagne per questa superficialità di molti, nonostante gli appelli che ho qua di sindaci e di tante persone, anche del suo, però qualcuno esce e si fa le proprie regole. Perciò grazie anche appunto a Felice Gaiardo, collegato da Caprile di Alleghe. Allora iniziamo proprio invece dal nostro Michele Favero, segretario politico di Indipendenza Veneta. Allora, tutti attaccati alle poltrone, nessuno che vuol più andare a casa. Cosa sta succedendo? Liti pazzesche, fratricide, però alla fine devono mettersi d'accordo perché qualcuno sennò veramente rimane a casa stavolta. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito, Mirella. Sì, liti, adesso non si fa altro che parlare del terzo mandato, no? Perché qua c'è qualcuno che vorrebbe governare a vita. Ma ricordo, sebbene per Zaia non abbia fatto malissimo, no, a parte che non mi ricordo grandi risultati, ad esempio per la sanità veneta. Adesso c'è una pista da bob che costerà 120 milioni, ma l'impegno politico, ad esempio, per mantenere in piedi la struttura di Misurina che salvava i bambini asmatici e richiedeva 1 milione di euro l'anno, quella l'abbiamo abbandonata anche politicamente, tanto per dire le cose come stanno. Però ho detto, questa diatriba sul terzo mandato mi sembra una cosa molto italiana, perché i veneti hanno bisogno invece di avere delle risposte su problemi concreti, per esempio l'aumento delle rate di mutuo all'80%, per esempio
le attese ormai che sono diventate di anni per avere una visita medica della nostra sanità. Allora dovrebbero concentrarsi su questo. Poi proprio nel 2018 era lo stesso Zaia che sosteneva una legge per avere al massimo 2 mandati sia per i consiglieri che gli assessori e ovviamente anche per il presidente. Non si capisce perché a distanza di pochi anni sia completamente all'opposizione di se stesso, dicendo che no, dovrebbe essere garantito ai cittadini di scegliere sempre il presidente della regione. Allora, io sarei anche d'accordo sotto una linea di principio, no? Se non ci fosse questo familismo poi che si crea con il potere, ma bisognerebbe che tutti partissero dalla stessa griglia di partenza. Io vorrei far adesso luce anche su un aspetto del 2015, quando Indipendenza Veneta si era candidata alle regionali. Noi avevamo come candidato presidente l'avvocato Alessio Morosin, senza adesso peccare di presunzione, credo il più bravo e preparato di tutti quelli che erano i candidati presenti di allora. A noi è stato negato il diritto di essere nelle TV nazionali. Allora, se questa è democrazia, se questa è, diciamo così, informazione, capisci che c'è una netta differenza tra chi può partire e correre con la Ferrari e chi invece deve correre a piedi, facendo la stessa competizione. Allora, se viene garantita una partenza per tutti che sia la stessa, benissimo per me, in linea di principio. Ma è anche vero che la democrazia cosiddetta rappresentativa del popolo ha bisogno di un turnover. I cimiteri sono pieni di persone che quando erano in vita dicevano di essere insostituibili, eppure il mondo va avanti lo stesso. Io credo che il Veneto oggi abbia bisogno di un ricambio politico, anche perché i risultati non sono quelli ottimali che vogliono far credere a tutti i costi. Il Veneto sta soffrendo molto e tu che sei per me il ministro del welfare del Veneto, Mirella Tuzzato, lo sai benissimo come vanno le cose. Il 17% dei veneti soffre di povertà. Povertà fortunatamente non ancora assoluta, ma ci sono famiglie che non riescono a cambiare la lavatrice. Ci sono famiglie, e lo scriveva anche il Sole 24 Ore, il 10% delle famiglie non riesce più a pagare la rata del mutuo, che è aumentata, lo ricordo ai nostri cari politici, dell'80%. Fatalmente tutte le banche, tutte, compresa Monte Paschi, dove lo Stato italiano ha speso miliardi per salvarla, invece ha lasciato fallire le banche venete che potevano essere salvate con 360 milioni di euro, ebbene anche questa banca ha fatto miliardi di utili, chissà come mai, vero? Sulle spalle della gente che si è vista passare da una rata di 400 euro al mese a quasi 700 o anche più. Mi sembra che abbiano dato anche la laurea honoris causa a un grossissimo... Sì, non facciamo i nomi, però... Sì, i piemontesi si sono portati a casa le banche con €1, adesso fanno utili da miliardi. Abbiamo Nadia, nostra Nadia. Ciao Nadia. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, ma allora c'è il ricambio solo per i sindaci e il presidente della regione? Si dovrebbe fare anche il ricambio a Roma? Dopo 2 mandati a casa? No, rimanere là che sono 50 anni, 40, 50, che vedo sempre le stesse facce. Cambia la musica, però i musicanti sono sempre quei. Pienamente d'accordo al 100%. Perché, insomma, bisogna anche cambiare, no? Come Renzi aveva detto, se perdo il referendum me ne vado a casa. Ed è ancora là, che paghemo. Grazie, arrivederci e buona giornata e buona domenica. Grazie Nadia, tanto è vero che prima avevamo aperto con le tradizioni e Livio ha citato anche un proverbio, io ne cito un altro: morto un papi che ne fa un altro, morto un re che ne fa 3, no, perché qua non riuscimmo mica a capire che ne avevamo anche tanti dei bravi. Allora saluto anche Felice Gaiardo, presidente coordinamento a Gordino, Giordano, volontari ambulanza. Allora, tanto che tempo fa oggi in montagna? Allora, buongiorno a tutti intanto, ma direi che io sto guardando in questo momento il Civetta dalle finestre del mio ufficio e c'è il sole che splende, è una giornata ottimale, tanti sciatori e quindi ottima giornata sicuramente.
Presidente, perché questa superficialità, nonostante che gli appelli che vengono fatti di persone, anche qualche volta anche esperte, per carità, ecco, invece di capire la sicurezza, l'importanza della sicurezza, la sicurezza non è un optional. Prego, Presidente. Ma purtroppo, guardate, anche questi ultimi accenni appunto a delle valanghe che hanno travolto delle persone, purtroppo non è un caso isolato di quest'anno, è da sempre che è così. Purtroppo la mente di chi va in montagna purtroppo non si cambia, e ho paura che non si cambierà mai. Diciamo che qui da noi si percepisce quando il pericolo serio c'è e non si deve andare sicuramente a fare il fuoripista o andare in montagna o in zone non sicure e con difficoltà assolute, però purtroppo c'è una disattenzione, c'è una superficialità da parte di tante persone, devo dire specialmente da parte di turisti, tanti stranieri anche tra l'altro, che probabilmente sanno che a livello di soccorso c'è un sistema regionale che sostanzialmente interviene in modo estremamente efficace, efficiente e paradossalmente a costo zero per loro, ma a costo effettivo per la comunità, e quindi nessuno si preoccupa di nulla. Io dal mio punto di vista, se potessi modificare la normativa, darei una sanzione altissima a chi esce a fare scalate o sci d'alpinismo quando c'è il grado 4 di pericolo, cioè assolutamente non si deve andare. Tra l'altro ogni volta c'è sempre il pericolo anche per i soccorritori, che quindi devono andare in situazioni, essere presenti in situazioni E rischiare di la vita, vero Presidente? Ha pieno sostegno da tutti noi, penso che nessuno dica l'incontrario o non condivida il suo pensiero, Presidente. Proprio queste sanzioni pesantissime, hai fatto, paghi tutto però, è salato, perché sapevi che mettevi a rischio anche la vita di altre persone. Perfetto, Presidente. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io mi trovo d'accordo con il signore che è in collegamento, perché è vera sta cosa, dovrebbero fare una normativa per pagare, perché sanno i rischi. Chi sia, io ho degli amici che sciano da una vita e vanno a sciare, dunque sanno il rischio che corrono e che fanno correre gli altri. Dunque dovrebbero pagare, perché la leggerezza in questi casi una persona matura dovrebbe capire, sia stranieri che italiani. Poi sono d'accordo al 1000 con il signor Favero, che vedo spesso, e devo dire che mi trovo d'accordo su tutto quello che lei ha detto, perché ha fatto una panoramica di quella che è la non democrazia, è vero, ma purtroppo qua. E poi volevo un po' scindere da quello che è l'argomento del signor Favaro. Io l'altra sera guardo Focus, guardo anche il processo che erano in collegamento, guardavo, e ho visto da Giordano a Rete 4 che stanno invadendo non solo la Sardegna, la Calabria, tutta l'Italia di fotovoltaici e eliche. Ci sono i contadini che piangono perché devono mantenere la famiglia, ma come? Sono verdi, green, e non vogliono i prati verdi, l'agricoltura, quella che ci dà da mangiare, perché il grano che arriva dall'Ucraina è inquinato, perché io mi informo, guardo tutto e leggo i giornali. E dopo un'altra cosa, chi ha fatto sta legge è stato Draghi, perché hanno fatto vedere il documento che dava la facoltà alle ditte private, anche italiane ma anche per la maggior parte i grandi marchi, di investire in queste cose. Allora ci sono delle ditte che hanno SRL, capitale sociale 10.000 euro, e prendono l'appalto di queste cose per 10 miliardi. È una roba che non sta né in cielo. Allora hanno fatto le manifestazioni degli agricoltori perché avevano ragione. Bisognerebbe che qualcuno organizzasse, vado anch'io, delle manifestazioni per questa cosa. Mirella, mi veniva da piangere vedere la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, che io la conosco perché ho lavorato anni con un'azienda che aveva rapporti con la Sardegna, ho visto nascere Costa Smeralda. Dunque vedere questo scempio, Mirella, mi è venuto un groppo, io ho una certa età, però vedere che i giovani non hanno la possibilità di vedere la propria terra
come era il Tavoliere delle Puglie, ce lo ricordiamo tutti, io andavo in Puglia ancora tanti anni fa, era una meraviglia. Allora bisogna riunirsi, qualcuno faccia qualcosa. Grazie Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, devo andare avanti con gli ospiti, ma sei stata molto chiara. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di opere, andiamo a vedere queste opere, cosa ha detto Salvini proprio in merito alle infrastrutture. Andiamo a sentire. Salvini, politica e infrastrutture. Padova. Come commentiamo intanto che va il servizio Favero, anche i cittadini? Eccolo qua, arriva il servizio. Io un'idea ce l'ho, ovviamente lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto, se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, miliardi di euro per le infrastrutture e anche grazie all'impegno suo e della Regione, visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dall'Europa, diciamo che anche un difensore del Veneto in terra d'Europa sicuramente ai veneti potrebbe essere utile. No, non voglio, Zaia potrebbe fare quello che vuole, però se bocciano il terzo mandato, io non posso mica imporlo per legge il terzo mandato. Dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento per il terzo mandato per i presidenti di regione, il futuro di Luca Zaia sembra viaggiare verso Bruxelles. Matteo Salvini a Padova lancia la volata in Europa al governatore veneto se non potrà più essere ricandidato alla guida della regione. Il nodo del candidato alle regionali diventa l'ago della bilancia nei rapporti della maggioranza di governo. Noi lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. C'è chi dice che gli accordi romani la Meloni rilascia la Lombardia e il Veneto a loro. No. Questo fantasie. La Lombardia ha votato un anno fa. In Veneto conto che ci sarà una buona guida leghista come c'è da tanti anni a questa parte. Quindi un accordo con Fratelli d'Italia? Col centrodestra unito, come è stato unito in tutte le elezioni regionali che abbiamo vinto. Il PD definisce le parole del segretario del Carroccio come una pietra tombale sul quarto mandato di Zaia e mentre Salvini a Padova parlava di centrodestra guida Lega in Veneto, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani da Verona faceva il nome di Flavio Tosi come candidato forzista alla guida della regione. Il leader leghista rassicura poi sui rapporti con Giorgia Meloni, l'ho sentita anche ieri, ma Salvini in Veneto deve fare i conti anche con i malumori all'interno del suo partito. Su migliaia di amministratori locali, se ce ne sono 2 o 3 che hanno qualche problema, le garantisco che su centinaia c'è questo attacco alla Lega, cioè alla Lega è un attacco molto giornalistico che interessa a voi e io apprezzo il vostro mestiere perché faccio il giornalista anch'io. Poi oggi ci sono centinaia di sindaci con cui sto lavorando per il futuro, non per la polemica, io lavoro, mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Se sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. La visita a Padova è stata l'occasione per presentare tutte le infrastrutture previste in tutta Italia, con un focus per il nord-est, con il completamento degli ultimi cantieri della Pedemontana e la linea dell'alta velocità. Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri, la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste. Allora, Michele Favero, soprattutto rispondiamo anche a Sandra che vuole anche delle risposte e dice non è possibile andare avanti così, e poi quello che ha detto il ministro Matteo Salvini. Condivido il pensiero di Sandra, però mi spiace vedere tanti agricoltori che ancora vanno a sventolare il tricolore invece di concentrarsi sul proprio territorio. Io invece ho apprezzato molto gli agricoltori siciliani che avevano la bandiera della Sicilia, non dell'Italia che ha svenduto l'agricoltura alle lobby e alle multinazionali, perché c'è stato un patto, tagliamo l'agricoltura per favorire auto e altre industrie che dettano legge. A proposito di questo, ho appena letto un articolo sul Gazzettino che verranno reintrodotti così dei vantaggi per il trasporto su tir più lunghi, a svantaggio del trasporto su rotaia. Ecco l'Unione Europea. L'Unione Europea che poi pubblica delle sciocchezze come quella che ho appena letto, di una ricerca che il pagamento in contanti farebbe crescere la CO2, magari qualcuno avrà anche, non so, la cortesia di spiegarlo al sottoscritto perché non ho capito, no?
Una volta quando ero piccolo mi insegnavano che per diminuire il CO2 servivano le piante che mangiavano, no, con la fotosintesi clorofiliana, mangiavano CO2 e producevano ossigeno. Adesso bisogna mettere pannelli solari dappertutto, auto elettriche, green, eccetera. È una politica di multinazionali che vogliono distruggere il territorio, che vogliono distruggere la nostra biodiversità che è unica al mondo, per favorire una politica che di green non ha nulla. Nulla. E favorirà invece una crescita economica della Cina. Di questo bisogna stare attenti. Poi, per quanto riguarda, voglio dire, Salvini, sì, ha detto sostanzialmente, condivido quello che sono le opinioni del Partito Democratico, l'unica cosa forse dove sono d'accordo con il PD, cioè che c'è una pietra tombale sul terzo mandato. Anche perché se la Lega qualche anno fa poteva contare su un 34%, 39% alle europee, credo che i sondaggi la diano al 5-6%. Allora il potere contrattuale tra Fratelli d'Italia e Lega è cambiato ed è evidente che la Lega non può più dettare legge, probabilmente neanche in Veneto. Alla fine chi vincerà, secondo lei, Favero, questa guerra per il Presidente della Regione, che vi ricordo è uno dei presidenti e degli incarichi più importanti, è là che arriva il maloppo, è là che arriva tutto, ricordatevelo, non il ministro conta un figo secco, là arriva, perché i presidenti tutti delle regioni non vogliono andare a casa? Chiedetevi il perché. A parte che l'incarico dura 5 anni ed è difficile che un presidente poi venga in qualche modo allontanato, no? Invece i ministri possono anche cambiare, il governo può cadere, ne sono caduti tanti, tra l'altro Salvini è uno dei testimoni principali di questo, visto che ha fatto cadere proprio il governo con i 5 Stelle, però voglio dire, non è questione di... non solo quello, anche Draghi? A me non è che interessa molto la competizione italiana, io vorrei che il presidente del Veneto fosse espressione del popolo veneto e fosse una persona che ama il Veneto, non che si fa dettare le leggi o le regole da Roma, e purtroppo fino ad oggi noi abbiamo avuto tutti i presidenti legati ad un vincolo con Roma, ma con Roma, partiti nazionali. Favero, Roma secondo lei chi deciderà? Secondo Guardi, lei? Facciamo un pronostico. Io credo che per competenze, per così anche una storia sua personale, non è detto, voglio dire, che non sia proprio Flavio Tosi ad essere incaricato di essere il presidente per il centrodestra. Passa la mano a Forza Italia allora, secondo lei, Giorgia Meloni? C'è una possibilità concreta, poi bisogna vedere, sai, come si spartiscono il potere, se mettiamo sindaco di Venezia, questo, se diamo il contentino all'altro, è tutta una cosa molto italiana e poco veneta. Giulia da Venezia, ciao Giulia! Sì, Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti che hai là, Mirella. Mi hai sentita, sì, Mirella? Sì, bene Giulia, bene sì, Giulia cara. Sì. Veramente due bravi ospiti, mi porti sempre degli ospiti bravissimi in trasmissione, Mirella, complimenti per la tua trasmissione. Volevo dire prima al signor Favaro, che ha detto parole sante quando ha nominato l'ospedale di Misurina, perché ne ha usufruito anche un mio nipote che poi è anche mancato. E allora volevo dire, Mirella, perché non tenere su quell'ospedale? Ma da là non vanno sui voti, Mirella, sono voti che devono prendere. Invece la pista di bob, Mirella, e tutti quei soldi che hanno distrutto un bosco. Pensa cosa vuol dire distruggere un bosco, Mirella, per la montagna. È come aver commesso un delitto sulla montagna. E allora, Mirella, volevo dire, ha ragione il signor Favaro, anche nel dire dell'autonomia, perché guarda quanti soldi sono stati spesi per l'autonomia, mi sembra 14 milioni, e siamo ancora qua dopo tutti questi anni, anzi a sentirla ancora a volte ci viene proprio anche da saltare i nervi. Poi quanto riguarda Mirella, l'ospite là della montagna, anche a lui voglio dire che ha perfettamente ragione. Quelli che vogliono oltrepassare
quello che non devono fare, si devono pagare tutte le spese, Mirella, perché è troppo comodo andare in montagna, perché tu hai la possibilità e vuoi andare dove vuoi, e dopo quando succede qualcosa gli altri devono mettere a rischio la loro vita per venirti a prendere. Allora Mirella, ti ringrazio, vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Cara Giulia, con quanta pacatezza questi diversamente giovani fanno anche delle proposte, dicono il loro pensiero. Ecco, questa è la grande famiglia che abbiamo creato. Però vorrei chiedere proprio al Presidente Gaiardo, ecco, cosa ne pensa di quello che dice Giulia, ma soprattutto il rispetto della montagna. Chi dovrebbe averlo proprio? Cominciamo ad avere molti dubbi, vediamo queste stanze panoramiche, vediamo questi SUV che vogliono andare sempre più in alto, vediamo di quelle cose mostruose dove dovrebbero essere vietate. C'è rispetto della montagna secondo lei, anche per chi dovrebbe veramente fare il primo punto questo? Adesso entrando nel merito del discorso della pista da bob, che lì per esempio è un tema che è estremamente complicato sul il concetto del va bene, non va bene, giusta, non è giusta, le spese, i costi, è un po' complessa questa cosa. Diciamo che dal punto di vista dello scempio ambientale, io che vivo e lavoro in montagna, perché io sono un professionista che lavora proprio in questo campo e in questo ambito, vi posso assicurare che nelle nostre zone, io sono a circa 25 km da Cortina e conosco bene Cortina, lavoro a Cortina e lavoro nell'ambito montano da tanti anni e in ambienti di varia natura, quindi compresi gli impianti di risalita piuttosto che fabbricati o infrastrutture o qualsiasi cosa. Noi qui non facciamo scempi ambientali di nessun tipo, ripeto, lasciamo stare il contesto della pista da bob, però le attività che facciamo noi sono sempre mirate a cercare di conservare quello che è la natura, sicuramente, senza fare stravolgimenti incredibili, perché voglio dire sono 50 anni che c'è uno sviluppo un po' più importante del nostro territorio, ma non è che abbiamo creato un'area disabitata, disagiata, orrenda, orribile, inguardabile. Il taglio degli alberi, che diceva la signora, mi dispiace contraddirla, ma in realtà gli alberi vanno curati, tagliati, sistemati, ripiantati. Nessuno sa che o vuol sentire che comunque a fronte di qualche centinaio di alberi che viene tagliato per la pista da bob è previsto, perché è previsto per normativa, il reimpianto di ulteriori centinaia di alberi in altre zone o nelle zone limitrofe agli interventi che vengono fatti. Per cui non è che distruggiamo il bosco o creiamo aree che poi diventano inospitali o inaccessibili. Noi in realtà cerchiamo di curare quello che è il nostro territorio, per cui direi che c'è un attimo una speculazione da parte del sistema ambientalista in questo senso, perché ripeto, chiunque viene qui vede un paesaggio che è meraviglioso e stupendo e nessuno potrà mai dire che noi facciamo cementificazione o facciamo opere che non siano comunque in linea con quello che è l'ambiente naturale nostro in questo momento. Vede Presidente Gaiardo, però non sempre bisogna passare il cerino. Io ho avuto fior di ambientalisti e non quelli estremisti, persone competentissime, e hanno spiegato perché sono contrari a questo taglio di alberi, non al taglio in sé degli alberi, perché c'è un ecosistema che va rispettato. Ci sono degli animali, ci sono delle creature viventi attorno a questo ecosistema che vanno assolutamente salvaguardate. È la complessità, come ha detto lei, che non va bene, perché non è stato spiegato, non è stato valutato. È facile dire pianteremo, hanno detto, quegli alberi, ma quando è stato spiegato questo e quanto ci metteranno questi alberi a crescere e che alberi piantate? Non si sa niente. Perché? Perché se la fanno e se la godono. Ecco, lo hanno detto anche veramente delle persone che abitano a Cortina. Io ho avuto anche il sindaco
ospite, il quale ha detto, poi si è rimangiato la parola davanti alle telecamere, ha anche detto non c'è nessun problema per il dopo pista da bob, perché ce la possiamo mantenere tranquillamente come comune. Tanto è vero che io ho detto, beh, andiamo tutti a Cortina, perché è l'unico sindaco che sento che ha questa possibilità di mantenere una pista da bob. Poi è ritirato tutto, ma quello che è spaventoso è quello che dicono le persone che avete sentito anche dalle telefonate, Presidente. C'era l'ospedale di Misurina, là non si trovavano i soldi. Calma, perché la gente è attenta a queste cose, però si trovano per i VIP. A Cortina un giorno costa 1.000 euro e l'ha detto anche il presidente di Federalberghi che ho avuto ospite, uno dei tanti, anche di più, ha detto. Capisce che la povera gente o la gente normale difficilmente arriverà a Cortina a praticare anche questi sport, perché non ce la faranno mai. Un banco solidale, Presidente, e le posso assicurare che c'è una povertà che fa spavento e nessuno lo dice. I banchi alimentari stanno aumentando perché cresce la povertà. Le famiglie con 1.200-1.400 euro al mese non ce la fanno più. Devo andare ai servizi sociali a chiedere di farmi una dichiarazione, perché sennò non potrei neppure dare la borsa della spesa, visto le leggi che hanno fatto anche sulla povertà. Capisce che noi vediamo sempre che si investe dove c'è la ricchezza, dove ci sono i ristoranti a 400 euro a pranzo e a cena. Cioè Cortina non è più per il popolo, è per i VIP, questo bisogna dirlo. Facciamo una pista da bob per uno sport che avrà 40 addetti ai lavori, ma lo dicono gli esperti o il presidente del CONI che viene qui in Veneto, che non è stato neppure invitato al tavolo quando hanno deciso di fare questo. Capisce, Presidente? Io capisco la sua buona volontà e tutto il rispetto che lei ha per la montagna, per il lavoro che fa. Ma c'è un dopo medaglia che la gente vuole anche conoscere, che non è d'accordo. Favero. Ma sono pienamente d'accordo con te, Mirella. Innanzitutto poi bisogna dire una cosa che spesso non viene detta. La pista viene costruita ad un'altitudine molto più bassa rispetto ad altre piste che ci sono già in Europa. L'impegno finanziario è di 120 milioni di euro. Siccome dico, ma tanto sono soldi dell'Europa, del CONI, eccetera. No, i soldi sono sempre dei contribuenti. Finiamo a dire queste puttanate, e scusami il termine. I soldi non vengono stampati per opera dello Spirito Santo, sono soldi nostri. E allora avere così, diciamo, poco rispetto per la vita umana, perché i ragazzi della struttura di Cortina, specialmente i bimbi, venivano salvati dall'asma e non si è fatto nulla per incentivare questo, neanche a livello mediatico, perché dicono ma sono sempre meno i bambini che vengono curati qui. E te credo, se favoriamo la cura con il cortisone, perché dal cortisone prendiamo i quattrini, le aziende farmaceutiche prendono i soldi, è logico che la struttura viene abbandonata. Va anche detto che la struttura è di proprietà della Curia di Parma, non me ne può fregare de meno come Veneto, perché la Regione Veneto ha tutte le potenzialità per acquisire anche quella struttura e portarla a casa per i veneti. Altro che scandalizzarsi poi se viene venduto Palazzo Labia a Venezia. Rammento poi che lo stesso che si è lamentato di questo aveva messo in vendita Palazzo Balbi qualche anno fa. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Mirella, ecco, io sa che sono intervenuto più volte sul terzo mandato. Ecco, io dico, inizio dall'inizio, io lo conosco Zaia, fate il presidente della provincia, 10 lode, fate il presidente della regione, 10 lode, però la democrazia è un'altra cosa, Mirella, se no andiamo a finire con l'industria, se non ci facciamo le leggi, non facciamo vita eterna, se poi non si parla, io fossi assessore regionale o fossi anche consigliere regionale, mi vergognerei quasi che è sempre, perché vuol dire se funzionano bene vuol dire che tutta la giunta che funziona bene, tutto il consiglio regionale funziona bene, pertanto la macchina è in moto, possono trovare un sostituto, lui può andare da un'altra parte, se c'è una politica tutto un inizio, tutto una fine, ma questa è la vera democrazia, se no andiamo verso Orban, andiamo verso Putin, ognuno ci facciamo leggi ad persona ma è avanti così.
Ecco, vede qua, abbiamo un esponente, un piccolo esponente, però in democrazia parla anche lui, dice la sua e avanti così, si avrà consensi, sarà più grande e il suo partito diventerà sempre più grande e così è la vera democrazia. La democrazia costa, ma è così. Ecco, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri, adesso andiamo a vedere i dati soccorso alpino, andiamo a Belluno e poi commentiamo col nostro ospite che abbiamo questa mattina, che ringrazio tantissimo, che è Felice Gaiardo, Presidente Coordinamento Agordino Zoldano Volontari Ambulanza. Andiamo a sentire. Cala di quasi il 16% il numero dei morti in montagna e già di per sé la statistica potrebbe confortare, ma di contro aumenta il numero dei soccorsi di persone illese, il 43,7% in più rispetto al 2022, per mancata preparazione fisica e psicofisica, spesso all'origine di malori, perdita dell'orientamento, incapacità, ritardi nel rientro. Il Soccorso Alpino del Veneto traccia il consuntivo dell'attività 2023 e le conclusioni difficili da confutare parlano dell'aumento della tendenza ad affrontare la montagna con metodi irresponsabili, ma con la consapevolezza di poter contare su un efficiente sistema di soccorso. Tante persone le recuperiamo perché non hanno valutato e codificato bene la gita. Si trovano in un ambiente severo e non hanno le competenze poi per rientrare. Chiediamo di avere un'attenzione particolare nella valutazione del meteo, fare la gita sulle condizioni della persona meno ambiente che abbiamo con noi nel gruppo e soprattutto avere un'attrezzatura adeguata. Nel 2023 sono state soccorse 1.219 persone, numericamente inferiori rispetto al 2022 anche per la variabilità delle condizioni meteo che influenzano in modo importante il flusso migratorio verso le terre alte. Il trend è comunque in aumento e il fenomeno è legato anche all'idea di una montagna come palestra all'aperto dove mettere alla prova le proprie prestazioni e non piuttosto un ambiente severo e ostile che non lascia margine all'errore. Scarso ancora l'appeal verso la sottoscrizione di un'assicurazione. Questo è un dato dolente, noi chiediamo, facciamo l'informazione perché la Regione ha stabilito nel 2011, la Regione Veneto, che l'utente illeso deve compartecipare alla spesa. Era un deterrente nato per utilizzare il mezzo aereo come un mezzo salvavita. Alle volte viene chiesto come taxi e questo non deve accadere. L'attività operativa del Soccorso Alpino è stata svolta in sinergia con le centrali operative del SUEM 118 della Regione Veneto e ha riguardato tra gli altri anche interventi di protezione civile per l'assistenza alle amministrazioni comunali all'apertura dei campi, approdi notturni dell'elicottero e per interventi di carattere veterinario. Allora, Presidente Gaiardo, come commentiamo questi numeri? Ecco, veramente anche da essere preoccupati, ma soprattutto queste sanzioni che non sono veramente adeguate veramente al danno che creano queste persone. Prego. Ma guarda, il servizio sfonda una porta aperta, cioè una situazione che è veramente incredibile in questo senso, cioè qui da noi, specialmente nel periodo estivo, la quantità di persone che vanno in montagna, che sono totalmente, diciamo, non preparate per affrontare determinate situazioni, sono veramente una moltitudine, stanno divenendo sempre di più. Poco tempo fa avevano soccorso un gruppo di persone che con scarpe da ginnastica volevano cercare di raggiungere un bivacco con 1 metro di neve presente attorno al bivacco, cioè cose incredibili, poi con effetti di congelamento eccetera, il soccorso alpino che interviene, fa eccetera. È una situazione che è incredibile. I dati ufficiali, tra l'altro, dei mancati pagamenti poi degli interventi fatti dall'elicottero danno origine a delle cifre incredibili, cioè milioni di euro che non vengono saldati, specialmente da stranieri che frequentano le nostre montagne sostanzialmente. È una situazione che è a dir poco assurda assolutamente. D'altro canto o si interviene con sanzioni, come dicevamo prima, più pesanti, cioè chi non ha determinate caratteristiche, non è attrezzato in un certo modo, se viene soccorso viene pure sanzionato. Invece sta succedendo questo lo posso dire perché chiaramente noi siamo assolutamente coinvolti nel servizio di soccorso insieme al soccorso alpino, quindi le nostre ambulanze operano quando l'elicottero non è in grado di intervenire a causa delle condizioni meteo o di situazioni particolari, interveniamo sempre noi a completare il soccorso per il trasporto. Adesso vediamo anche le immagini, mandiamo proprio le immagini dell'ospedale, delle ambulanze di Agordo, così vediamo anche le immagini. Prego Presidente.
Ecco, e volevo dirvi che adesso il trucchetto che viene fatto è sostanzialmente questo, cioè uno che è in alta montagna e per un qualsiasi motivo è solamente stanco, no, ma non ha nessun infortunio, chiama l'elicottero, viene soccorso dall'elicottero e, come diceva prima dal servizio il responsabile del soccorso alpino, dovrebbe concorrere al pagamento del servizio di soccorso. Cos'è che fanno poi? Qualche ora dopo vanno in pronto soccorso, lamentano dolori alla schiena, alla gamba, al braccio, alla spalla, qualsiasi cosa, si fanno fare un certificato e poi quando USL chiede il rimborso delle spese fatte, loro mostrano questo certificato dicendo ma no, guarda, io in realtà non stavo male, avevo un problema, non era così, non era colà, e quindi la regione e l'ULSS in questo senso ci rimette ancora il costo del servizio di soccorso. Cioè è una situazione che è veramente paradossale in questo senso. Ma guardi Presidente, siccome siamo il paese dei furbi, non c'è niente da dire perché siamo il paese dei furbi, qui veramente la politica, se non riesce a capire che bisogna avere dei controlli e delle sanzioni veramente ferree, non andiamo da nessuna parte, perché io ricevo tantissime telefonate che dicono non solo i veneti, ma gli italiani pagano solo quando hanno paura che gli metti le mani in tasca. Allora quando metti le mani in tasca, allora cominciano a riflettere, ma non può essere così. Perché non andiamo da nessuna parte, tu se non ti comporti come devi comportarti, ti sanziono, ma ti sanziono pesantemente, perché ricordiamoci anche che sono persone che potrebbero benissimo pagare le sanzioni, quasi sempre. Favero, sentito cosa ha detto Gaiardo? Mi sembra che il Presidente abbia parlato soprattutto anche di stranieri che non pagano, e poi è una cultura italiana, perdonami, non veneta questa, perché noi della Serenissima non abbiamo ereditato questo tipo di cultura. Piuttosto perché non si fanno delle leggi ad hoc per questi tipi di casistiche. Basterebbe semplicemente normare, ma è evidente che abbiamo una classe politica del tutto incompetente anche su queste materie e lascia dei vuoti legislativi su queste materie che sono colmabili, voglio dire, in 10 minuti per qualsiasi legislatore, piuttosto che parlare di pene più severe oppure di sanzioni più pesanti. Impariamo dagli svizzeri, ad esempio, e mettiamo la sanzione subito. Non hai i soldi? Benissimo, ti faccio la confisca dei beni. Intanto inizio con la macchina. Benissimo, esattamente. E te va a casa a piedi. Bravissima. Se non hai i soldi, hai la carta di credito? Ti blocchiamo la carta di credito. Non sequestro, confisca dei beni, così pagherebbero tutti. Serve un minuto. Presidente, come commenta quello che ha detto Favero? Favero, capite bene anche i cognomi che sono importanti. Prego. Sì, no, ma guardi, condivido assolutamente, cioè bisognerebbe intervenire fisicamente sul portafoglio perché è l'unico sistema per gestire queste situazioni, perché sono veramente, è un disagio assoluto. Guardate, noi facciamo questo servizio di soccorso, noi siamo tutti volontari che operano perché crediamo di voler garantire questo servizio, ci crediamo tantissimo, poi ci ritroviamo con situazioni di questo tipo in cui vediamo che la regione si ritrova a non poter incassare milioni di euro proprio perché qualcuno non paga quello che è il servizio che viene fatto, e quindi è un ulteriore disagio nei confronti di noi che con il mondo del volontariato invece facciamo risparmiare il sistema sanitario regionale, per cui è veramente una situazione che è critica. Il problema è però che al netto di quello che ha detto signor Favero, cioè non è proprio così semplice fare una normativa che dica esattamente chi deve pagare o chi non deve pagare, perché purtroppo nel contesto sanitario il concetto di sto male o non sto male non è proprio così una definizione netta bianco o nero, no? E quindi è un po' complessa questa cosa. È per quello che poi la gente fa la furba e fa questi giochetti e riesce sostanzialmente a evitare i pagamenti. Infatti c'è anche un proverbio, questa mattina è la mattina dei proverbi, fatta la legge, fatto l'inganno, questa è la verità, perché poi ci sono tutti i vincoli che ti permettono anche di richiedere. Mi ricordo il sindaco De Bernardin, Gaiardo, che ha detto che aveva denunciato delle persone per questo comportamento e le aveva sanzionate, poi è stato a sua volta denunciato lui, perciò ha passato anche le pene dell'inferno, l'ha detto qui, pensate a che livelli siamo. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Signor Favero, volevo dirgli una roba. Il ponte di Messina, che adesso si pensa proprio di farlo, avevo sentito che volevano levare il discorso appalti.
Però dico sempre, l'appaltatore che fa il contratto assume operai, organizza mezzi e prodotti più sicuri per realizzare l'opera. Ma siccome che poi fa affidamento ad altre imprese, cioè appaltatrici ancora, avanti a fine, signor Favero, che prodotto è che abbiamo perché il ponte sta su? Questo vuol dire una roba impressionante, perché parla di eliminare tutte queste cose qua, ma non si può. Chi è che fa un ponte senza avere centinaia e migliaia di persone che lavorano? E ora ognuno che ciappa l'appalto è da bagnare un tocco di pane al giorno, sicché quel prodotto che ha messo il primo appaltatore, a fine non so che cemento che salte fuori. Vi saluto. Grazie Giusy, prego Favero. No signora, intanto non ne sai che si tratta di eliminare gli appalti, che sarebbe una cosa impossibile, eventualmente di limitare la catena dei subappalti, ma questo è un altro discorso. Guardi, io non sono un esperto di costruzione di ponti e nemmeno conosco la realtà di questo ponte e i vantaggi o svantaggi che potrebbe dare alla terra siciliana. Io, siccome sono un politico e mi occupo del Veneto, e solo del Veneto, che conosco anche, diciamo così, non nel modo più completo possibile, che il Veneto è già grande, figuriamoci se posso sapere qualcosa per la terra di Sicilia. Allora ho chiamato appositamente un mio collega, che è Enzo Castrense Cassata, segretario di un movimento indipendentista siciliano, per la precisione Gran Sicilia, e ho chiesto l'utilità per avere questo ponte, e lui ha detto: Michele, questo sarà gestito completamente dalla mafia ed è un ponte che non serve alla Sicilia. Ecco, io mi limito a dire questo, poi se e come verranno gestite le gare d'appalto è una cosa che non mi interessa francamente. Io credo però che alla fine sarà un'opera, l'abbiamo visto con la Salerno-Reggio Calabria, che è durata 50 anni. Io non lo so quanto durerà la costruzione del ponte, io so che se sono partiti da un preventivo di spesa di 12 miliardi di euro, se non erro, andremo come minimo a 40. Guardi, questo glielo posso mettere per iscritto, questo solo. Do per certo, poi su altre questioni non metto bocca perché sono argomenti che non conosco e non parlo di quello che non conosco in modo completo. Allora adesso andiamo a vedere questa udienza, chi non si ricorda purtroppo la strage di Santo Stefano di Cadore, andiamo a sentire e poi commentiamo. La velocità non solo. È durata poco meno di 2 ore la Camera di Consiglio per l'incidente probatorio che questa mattina nell'aula al primo piano del Tribunale di Belluno ha messo in fila gli esiti di tutte le perizie svolte dalle parti per blindare la perizia psichiatrica su Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio dello scorso anno a Santo Stefano di Cadore investì e uccise Marco Antoniello e suo figlio Mattia di soli 2 anni e la nonna di quest'ultimo, Maria Grazia Zuin. Angelika Hutter al momento dei fatti aveva una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. A queste conclusioni sono arrivati tutti i periti, ad eccezione di Josef Schwitzer della difesa, che ha sostenuto il vizio totale di mente e l'incapacità di intendere e di volere della donna, che questa mattina era in aula, affiancata dall'interprete e dal suo legale Giuseppe Triolo. Io penso che sia indubbio e penso che sia emerso in maniera evidente che questa ragazza è sicuramente necessita di stare in una struttura in cui venga curata prevalentemente. Il processo ad Angelika Hutter potrà essere celebrato regolarmente. Per i familiari delle vittime, assistiti dall'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova dello studio 3A Valore e da 4 consulenti tecnici, nessuna condanna, nessun risarcimento, nessuna azione umana potranno mai restituire in vita le vittime. Ciò premesso, le parti offese hanno preso atto delle conclusioni dei periti e ringraziato Procura e Tribunale di Belluno per lo scrupolo e l'attenzione riservati. Al termine dell'udienza, Angelika Hutter è stata riaccompagnata al carcere veneziano della Giudecca
Giudecca, dove è reclusa da 8 mesi. I termini della carcerazione preventiva scadranno il prossimo 25 marzo. Oggi, ha riferito l'avvocato Triolo, l'ho vista meglio delle altre volte anche grazie alla terapia che sta assumendo in seguito a trattamento sanitario obbligatorio. Che è indubbio che quello che ha commesso è gravissimo e che non ci sia parola da esprimere per quanto è successo alle persone offese, e questo non c'è dubbio. Però non è mettendo in carcere e buttando via una chiave che si risolve un problema. Ora l'iter giudiziario torna in capo al PM Simone Marcon, a cui spetta la richiesta di rinvio a giudizio. I tempi si presumono brevi, presumibilmente già per il prossimo mese di aprile. Allora, quello che veramente a casa, e anch'io penso, è che non abbiamo giustizia in Italia. Perché? Perché queste persone che uccidono queste creature, avete visto, famiglie distrutte per sempre, non rivedranno più i loro cari. E noi cerchiamo invece di aiutare quelli che commettono queste tragedie, ma perché non era in sé, ma perché? Ma cosa diciamo a queste famiglie che non vedranno più i loro cari? Ecco, questo correre, ecco qua il Presidente, la domanda, Presidente Gaiaro, questo correre in maniera incredibile. Ho avuto l'altro giorno un sindaco proprio della provincia di Belluno che ha detto: Mirella, questi ragazzi con i SUV che corrono a 200 all'ora e poi si piantano contro degli alberi, dei pini, una cosa incredibile, non sappiamo più come fermarli. Ma cosa dobbiamo fare? Ecco, l'ha detto un sindaco proprio della provincia di Belluno, era disperato. Prego, Presidente. Beh, effettivamente è una situazione che è drammatica anche questa. Io ascoltavo adesso le parole dell'avvocato che diceva: non si risolve il problema mettendo in carcere e buttando via la chiave, ma bisogna agire in un'altra maniera. Sì, però giustamente mi metto nei panni del familiare delle vittime, insomma, non so adesso se la soddisfazione possa nascere dal fatto che una rimanga o meno in carcere, però sicuramente bisogna pagare, insomma, per situazioni di questo tipo. Sul fatto della velocità e dell'uso improprio dei mezzi sono concorde che c'è una situazione abbastanza complicata sulle strade nostre, specialmente sui passi, sulle zone di montagna dove le strade sono strette, difficili, complesse. E non ultimi sono i motociclisti, cioè qui d'estate è un pericolo incredibile viaggiare per le nostre strade, perché corrono in una maniera disperata, sono tantissimi, è una cosa incredibile. Infatti gli incidenti che noi andiamo a soccorrere nel periodo estivo in cui sono coinvolti i motociclisti sono una cosa impressionante, cioè tantissimi veramente, è un pericolo che è massimo, e vedo e sento e percepisco che le forze dell'ordine comunque non riescono a fare nulla, non possono fare nulla, non sono in grado di fare nulla. Questo lo si vede chiaramente. Anche qui probabilmente torniamo al discorso di prima: normative che non esistono o non funzionano o non vengono applicate o non c'è severità, il risultato è tutti violano le norme che ci sono. Favero? Non c'è volontà politica, non è che le forze dell'ordine non possono fare niente, le forze dell'ordine possono fare, e come? Rammento che quando c'era la pandemia giravano ovunque a multare i bar che mettevano il caffè piuttosto che, non so, al bancone o al tavolo. C'era questa normativa: il caffè posso berlo in piedi, non posso berlo seduto, e facevano sanzioni. Benissimo, anziché metterli in ufficio i nostri poliziotti e i nostri carabinieri, mettiamoli a controllare il territorio, e anziché fare cassa con gli autovelox ai 50 all'ora lungo le tangenziali, mettiamoli nei centri abitati vicino alle scuole, mettiamo le pattuglie lì, e quando uno fa i 100 km all'ora dove il limite è 50, non si mette la sanzione, si prende la patente, la si strappa e dice: per 20 anni tu vai a piedi, perché purtroppo non hai la maturità per guidare un'automobile, e siccome metti a repentaglio la vita degli altri, vai a piedi, asino. Così bisognerebbe fare. So che lei vuole ricordare anche una persona. No, voglio ricordare un fatto grave accaduto venerdì sera. Il professor Davide Lovat, che è una delle teste migliori che abbiamo in Veneto, non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché è la verità, e sta proponendo adesso una iniziativa di legge popolare con la firma in tutti i comuni, e ne approfitto, Mirella, per dirlo a tutti, con 3 temi fondamentali: sul gender, sulla teoria gender, sull'uso del contante che non sia
proibito, perché tra qualche anno arriveremo anche a quello, e sull'autoproduzione di cibo, comunque andate a verificare, c'è tutto e trovate tutto nel vostro comune, ecco, è stato impedito a Davide Lovat di fare una conferenza nel comune di Feltre. Io volevo dire all'amministrazione di Feltre: dovete vergognarvi. Semplicemente questo. La stessa procedura, anche se per cause diverse, è stata fatta nei confronti del sottoscritto a Vittorio Veneto. Dovete vergognarvi, perché l'articolo 21 della Costituzione recita, il primo comma, che tutti hanno il diritto di manifestare il loro pensiero, con lo scritto, la parola e ogni altro mezzo di diffusione. Vergognatevi, voi avete tolto la parola non solo a un libero cittadino, ma a un docente e a uno che ha tante cose da insegnarvi. Cari signori dell'amministrazione comunale di Feltre, andate a casa. Feltre è stata liberata da Carrara il 15 giugno del 1401. Andate a casa, abbiamo bisogno di portare lì Davide Lovat, e voi non fate parte della Feltre della Serenissima. Fate parte proprio di una Feltre fascista, mi spiace tanto dirlo, che questo è un atteggiamento fascista. Abbiamo sentito come ha concluso Michele Favero, segretario politico Indipendenza Veneta. Sentiamo invece che appello vuole fare invece il presidente Gaiardo, visto che sta arrivando la primavera, si spera arriverà l'estate. Proviamo, presidente, tanto male non fare, paura non avere, faccia sto appello e vediamo se qualcuno apre le orecchie. Sveglia Veneti, visto che siamo in Veneto, Sveglia Veneti. Prego, presidente Gaiardo. Ma insomma, l'appello può essere: cerchiamo di fare una prossima estate con serenità, tranquillità, essere preparati nel venire qui in montagna da noi, essere tranquilli, sapere che comunque qua c'è un servizio di soccorso che risulta essere estremamente efficace, efficiente e fortunatamente valido per tutti quanti, però insomma cercare di essere prudenti, questo sì, insomma, sicuramente. Grazie anche a Felicio Gaiardo, grazie a Michele Favero. Grazie, pubblicità. Mirella. Sta diventando intollerabile la situazione che si è venuta a creare nel trasporto pubblico bellunese dopo l'annuncio di Dolomiti Bus a meno di 12 ore dall'avvio del nuovo anno scolastico della cancellazione di decine di corse fra autobus e pullman di linea a causa della mancanza di autisti. Studenti e lavoratori lasciati a piedi dal capoluogo alle Terre Alte, dove ieri 25 studenti di Sappada non hanno potuto raggiungere la scuola a Santo Stefano. La situazione è grave. L'azienda di trasporto pubblico ieri ha comunicato l'apertura di assunzione di autisti, prevedendo bonus e agevolazioni fra i 2.000 e i 3.000 euro per chi si renderà disponibile a lavorare in provincia di Belluno. È un percorso complesso. Dalla settimana prossima siamo riusciti ad ottenere 3 autisti dalla Lombardia che aiuteranno a poter utilizzare i nostri pullman e limitare ulteriormente quelli che possono essere i disagi per queste soprattutto categorie. L'obiettivo è di ritrovare l'equilibrio che potrebbe essere raggiunto entro qualche settimana al massimo, assicura Padrin. C'è carenza di autisti ovunque. Noi purtroppo la paghiamo forse più di altri. In questo momento i disagi sono purtroppo inevitabili. Mi auguro veramente che si possano trovare a reperire quelle risorse umane che possano permetterci di ridare alla Dolomiti Bus e al trasporto pubblico locale, di cui devo dire la provincia di Belluno è sempre stata un esempio di efficienza, che possa proseguire su questa linea. I sindacati sono sul piede di guerra. A fine agosto era stata aperta la procedura di raffreddamento e conciliazione, un ultimatum prima della proclamazione dello sciopero che sembra imminente. E parleremo di autisti con Danilo Vendrame, presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, perché ci sono autisti e Vendrame lo spiegherà molto bene questa mattina, ma saluto anche Simona Zanella, referente settore cani guida, ecco, perché non abbiamo, come si dice, il volante, ma abbiamo altre guide molto importanti, ma veramente importantissime, e la ringrazio veramente Simona Zanella di essere con noi. Allora partiamo proprio da Danilo Vendrame, da Presidente. Presidente, allora, autisti, spieghiamo bene, perché sennò qualcuno dice, ma anche autisti, no, calma. Prego, Presidente Vendrame. Buongiorno a tutti. Allora, il discorso della carenza di autisti è vero, è tangibile, però è anche tangibile la volontà politica di non mettere un freno a questo discorso. Mi spiego. Quando
qualcuno rimane a terra perché non ha la possibilità di lavoro, perché lo mettono in cassa integrazione, perché gli danno il reddito di cittadinanza, eccetera. Cerchiamo di fare qualcosa, di fare un percorso accelerato per riuscire a fare anche le patenti per i camion, per gli autobus, le patenti quelle speciali. Diciamo questo. Se per una macchina, per fare la patente di una macchina serve una teoria di 50, 40, 50 ore, per fare la patente di un autobus o di un autotreno ne servono oltre 300. Se dopo c'è un patentino speciale tipo il mio per trasportare carburanti, andiamo a oltre 350. Tante volte sono cose ripetitive, però si devono fare e ci vogliono tempi lunghi. Allora, io governo per un periodo, per quello che si vuole, do la possibilità a chi non ha lavoro di potersi fare anche la patente, riusciamo ad avere quei, non dico tantissimi, quei 100-200 autisti in più in provincia, che sono quelli che bastano, perché se a me manca un autista, ovvio che cerco di rubarlo a qualche altro e l'altro mi dirà che è senza un autista, che lo ruberà un altro, che l'altro è senza autista. Quindi è il can che si morse la coda, siamo sempre gli stessi che gira. Differente è il discorso delle patenti B, quelli che raccolgono l'immondizia, quelli che fanno le consegne, i corrieri, lo fanno con furgoni patente B. Allora quelli non hanno certificazioni, non hanno bisogno di patenti molto speciali ed è più facile che quelli attirarli immediatamente solo con una forma di agevolazione, con una forma di aumento di stipendio. Darghe insomma, allora vengono. Mentre per le patenti speciali, quelli più grandi, ovvio che bisogna avere dei tempi, ma allora diciamo che deve intervenire anche il governo. La storia della pesca, gli insegno a pescare o che do il pesce. Se uno non ha lavoro, vuoi fare l'autista, è un lavoro un po' complicato. Anche quelli degli autobus che vedevamo prima hanno dei turni anche la domenica, quindi non è che sia semplicissimo, però andiamo con stipendi 2.000-2.500 euro, sei a casa la sera, alla fine riesci a mantenere la famiglia, o meglio, hai un'opzione in più da spendere nel mercato. Allora quello là sarebbe giusto che il governo, invece che dare sia mesi e naspi, che dice 3 mesi ti vieni a scuola, ti faccio scuola, ti pago, ti fa a scuola, dopodiché ti sei pronto per immetterti in un mercato del lavoro che soffre, e quindi potresti avere il tuo posto senza tanti problemi. Ma Vendrame, lei è presidente Autotrasporti Confartigianato, perciò non l'ultimo della classe. Quando vi sedete attorno a questi tavoli di concertazione, stati generali, noi gli mette dei chinobi che poi alla fine non capiamo mai niente, ma parlate di queste cose, cioè se tu non investi, io vorrei anche fare quel lavoro, ma non ho la possibilità perché costa, perché diciamo la verità, 10.000 euro costa fare patente. Poco meno di 10.000 euro. 10.000 euro. Dall'inizio alla fine. Ma ora capito? te la do io, Stato, la possibilità di averlo gratis. Non ti do, come adesso, che ho fatto il bando per 2.000 euro. Se vuoi farti la patente ti do 2.000 euro. 2.000 euro non c'è niente sul culmine. Dammi la possibilità, mi dai 3 mesi pagati, mi dai la possibilità di fare le patenti in 3 mesi, se 300 ore. In 3 mesi, 100 ore al mese, se puoi farle. Se può farle 100 ore al mese. Ma quindi, cosa vi rispondono quando portate queste... Sì, ok, no. Nessuno... Cioè, la storia di passaggi dei cosi pedonali. Allora, intanto diciamo questo, che le patenti superiori, una volta prese, un autista è controllato. È controllato perché ogni 5 anni si va a fare un ripasso, circa 40 ore, se hanno patentini speciali
altre 40 ore aggiuntive ogni 5 anni, ogni anno si deve andare alla visita medica, in più si fanno le analisi a sorpresa tossicologiche per l'alcol eccetera, che non è vero che se non te ha bevuto il giorno prima non te becca anche se te ha bevuto mesi prima, perché hai non sto a dirmi cose che vuol dire i ricettori alti, sì, ma riescono a capire se uno è avvezzo al bere eccetera, e quindi riescono a la categoria è molto avanzata su quello che deve fare. Adesso bisogna portare la gente su questa categoria. Ripeto, mi veniva da ridere l'altro giorno quando chi ha detto ma sono operai che rimangono a casa. Vieni qua che sei il posto. Basta solo che vi faccia le patenti e andiamo avanti. Addirittura le aziende, anche la MOM di Treviso l'aveva fatto, investe, porta a casa le persone senza patenti, gli fa fare tutte le patenti a sue spese pagando loro. Però la MOM è un'azienda statale o quasi. Può farlo? Voi no. Sentiamo anche cosa ne pensa invece Simona Zanella, ecco, questa referente settore cani da guida, questi animali meravigliosi veramente che se non ci fossero dovremmo inventarli, questi sì sono gli amici dell'uomo. Ecco, come siamo messi anche qua, ecco, avete la sensazione che ci sia questo aiuto da parte del governo anche per voi, perché siete fondamentali? Prego Zanella. Guardi, purtroppo non più di tanto, ecco, ma rimanendo proprio al settore dei trasporti, io proprio ascoltavo prima, io sono di Feltre, provincia di Belluno, e noi qui veramente la situazione dei trasporti pubblici è disastrosa, non ce ne sono, la domenica non ce n'è, la sera non c'è niente, se io volessi uscire e andare a mangiarmi una pizza, o mi pago il taxi avanti e indietro con 20-25 euro solo di quello, se lo trovo, altrimenti resto a casa, perché non c'è niente che mi permette di muovermi. La domenica lo stesso, ci interrompono le vie ferroviarie, le corriere passano ogni tanto, quando ultimamente poi strade interrotte di tutto, ma pochi poi hanno appunto tolto tante corse non solo per gli studenti, poi si ripercuote su tutti coloro che non hanno una patente. Noi non abbiamo la patente, quindi su quello ci dobbiamo basare. E oltretutto, insomma, mezzi senza sintesi vocali, mezzi senza le pedane per le persone in carrozzina, cioè veramente, ma è abbastanza... Guarda Simona, io veramente ti ringrazio di essere qui questa mattina e di dire veramente, mettere il dito proprio nella piaga, perché qui si riempiono la bocca con le infrastrutture, lavoriamo per voi, noi faremo di tutto e di più, e dopo sentite qual è la situazione reale, quelle che vivono anche le fragilità che avrebbero bisogno di essere supportate. Abbiamo Federica da Busche. Ciao Federica. Salve, buongiorno signora e complimenti come sempre per la sua trasmissione. Grazie. Aspetta che sbatte, sentila la televisione che la sbatte. Allora mi dispiace tanto che sia da via i due ospiti di prima, perché dopo dica anche a me della Dolomiti Bus, ecco. Allora l'ascolte, due brave persone, tutte e due quelle di prima, nel senso che uno non l'ha pista a Bob e gli dà ragione, la poesia. E l'altro bravo perché fa volontariato e la Gordini, è una bella zona, Zoldan, è una zona che fa anche tanto, del tipo domani ne per dirgli la vecchia popa. Cioè, brucia la vecchia, ma non una roba, e fa bel veramente, pensa di dare a vedere. Dopo un'altra roba, signora. Allora, io non sono d'accordo neanche a me con la pista da Bob. Fra l'altro, era entro un bar in legno molto bello. Mi ha lavorato lassù per pagarmi gli studi in albergo, allora un po' so anche. E sai che gli ha fatto vedere stamattina qua a Telebelluno? Demolì. Allora giustamente il proprietario l'ha detto, ma come? Senza dirmi niente. Almeno il tirare via pezzi che potrei anche mettermelo da un'altra parte se volevi, ma da quel che ho visto
al Telebelluno l'era bella. E dopo allora sto qua naturalmente che toccherà torse l'avvocato, sa che è tutta una roba, ecco. Dopo è l'Ares. Sì, puoi piantarlo, ma non è la stessa roba, signora, lei è l'Ares vecchi, che ha tanti anni, ha le sue radici, ha creato un ambiente, non come che, sì, come il giardino, cade via tutto e dopo mette da nuovo, ma che discorsi è? E adesso mi riallaccio al discorso dei trasporti, signora, qua mi viene a usufruire, perché anche mi fioi a usufruire delle corriere, nel 90 vai in corriere a lavorare, dopo sono andato in macchina, però per dire, in fea vita misera, signora, qua i nostri autisti, a molto di ore fuori per lì, pagavi poco, e la domenica stia via tutta il giorno e una salme diceva l'era già in euro forse, 8 euro per una pasta asciutta, no? Che potesse mangiare primo, secondo, contorno che. Quindi signora, Valeria vede stare in giro di Prindelon tutto il giorno, 16-17 ore perché denari i tempi morti non pagati, perché ne ho conosciuti diversi che ha lavorato con la Dolomiti Bus. Il marito mi sta in giro di Remengon tutte quelle ore là e stai là, io non devi pagare 6 ore, devo 7 chiudere ore se non servizio. riesco a rispondere e il tempo purtroppo è tiranno. Ti ringrazio di aver chiamato e di aver fatto anche queste riflessioni a voce alta che sono importanti. Grazie Federica cara, un abbraccio. Allora, quello che veramente disturba Zanella è questo poco rispetto per le fragilità. Lei sta spiegando molto bene, oltre ad avere le vostre difficoltà, ne incontrate tutti i giorni, sempre di più, la famosa pacca sulla spalla durante le elezioni, ma dopo ciao, chi vede più, e i problemi sono reali. Il problema è che qua la politica, sia da destra che da sinistra, si mette d'accordo tra di loro e pur di ottenere la poltrona va bene tutto, ma non va bene per niente, perché voi dovreste essere i primi sull'obiettivo da raggiungere. Dopo veramente quello che state cercando anche di fare, lei è una referente dei cani guida, ma ci rendiamo conto, e poi parlano di infrastrutture e si riempiono la bocca. Cosa ne pensa Federica quando sente pista da bob, ponte di Messina, aeroporto a Cortina? Cioè voi come li vivete? Perché voi li vivete sulla vostra pelle questi disagi. Sì, cioè, siamo sempre lì. Io credo che, adesso senza non togliere a nessuno, ma credo che ci sarebbero tante situazioni prima da dover sistemare per tutti i cittadini, perché cioè, non credo che questa pista da bob sia poi così fondamentale per il buon esito delle Olimpiadi. Però finita quella si spengono come sempre i riflettori su tutto e noi ci ritroviamo, ripeto, ancora qui senza i trasporti. Cioè, io non sono libera di uscire di casa quando voglio. Allora o mi danno dei buoni taxi, perché non è che posso pagare taxi di continuo. E io sto a Feltre, un po' in periferia, ma a Feltre. Ma se no dove vado? Non sono libera di muovermi e non credo sia giusto che uno sia chiuso agli arresti solo perché non ha una patente e non può guidare un'auto. Dovrebbero comunque fare di più. Noi abbiamo anche parlato come associazione, come la Blind Sight, io parlo di qui perché io conosco meglio la situazione di Belluno, quindi però non è che le altre siano tanto diverse, per cercare di trovarsi d'accordo, di spiegare le nostre esigenze, ma ogni volta a Belluno la ditta cambia direttore, noi ogni volta ci ritroviamo da punto a capo. Abbiamo litigato per avere un sito accessibile, noi facciamo una fatica, se no che ci riusciamo a consultare gli orari delle corriere. No, ogni volta non ci si capisce niente perché noi usiamo degli screen reader che sono dei lettori di schermo e non tutti, se i siti non sono predisposti in un certo modo, noi non riusciamo a leggerlo, quindi io non riesco neanche magari a leggere gli orari delle corriere. Avevamo proposto anche dei corsi fatti da noi gratuitamente su come accogliere le persone disabili. Perché anche lì c'è tutto un discorso, cioè l'autista deve anche tenere conto di chi si trova davanti, si deve fermare. Io non posso fermare il tal mezzo col tal numero perché non so qual è. E l'autista si deve fermare e dirmi, visto che non ci sono le sintesi vocali, di che corriera stiamo parlando e dove sta andando.
Alcuni lo fanno, per carità, probabilmente la maggior parte, tanti sono gentilissimi, ma altri se no che ti rivolgono una parola, si fermano, oppure no, non devi stare lì veramente a chiedere ma dove, quando invece dovrebbero comunque già avere delle sintesi vocali integrate i nostri autobus. Cioè, siamo veramente... Federica, io penso che anche come associazioni dobbiamo unirci, dobbiamo fare i numeri, perché alla politica fanno paura solo i numeri. Avete visto quei trattori, quando hanno visto che si muovevano in tantissimi, si sono rimangiati tutto quello che avevano deciso di fare, perché i numeri fanno paura. E siccome noi siamo in tante associazioni, tantissime, forse se riuscissimo a capire l'importanza di unirci, di dare forza, forse riusciremo anche a fare qualche passo avanti. Però quello che vorrei chiedere da adesso a Vendrame, perché Vendrame vuole dare anche un messaggio positivo, nel senso che sembra che questo lavoro stia ripartendo. Ecco, dopo la pandemia veramente difficilissimo rimboccarsi le maniche, però sembra che il 2024 sia partito bene. È vero, non è vero? Com'è la situazione, Vendrame? Allora, è partito un po' col freno anche all'inizio di quest'anno, già alla fine dell'anno scorso, però adesso ci sono segnali che speriamo anche col bel tempo, perché i cantieri adesso sono fermi, perché l'agricoltura è ferma, HPV, e quindi è tutto fermo. Adesso sembra che la storia riparta. Dico sembra perché noi col lavoro che facciamo, cioè riforniamo i distributori stradali, vediamo subito se la gente si muove o no, se il camion si muove o no, si gira o no. Quindi vediamo che c'è un leggero aumento e speriamo che continui e per l'estate ricominciare di nuovo alla grande. Volevo aggiungere una cosa, sentivo la signora Zanella di Cani Guida, il mio famoso pallino del quale ho parlato anche ieri col ministro Salvini. Ieri c'era il convegno a Padova, dopo il ministro Salvini ci ha dedicato alla Confartigianato Trasporti, alla Confartigianato e principalmente alla Confartigianato Trasporti un'oretta per riuscire a parlare, a riuscire a dire qualcosa delle persone non romane, cioè delle persone che non si sono trasformate in burocratese, quelle che arrivano a Roma, ma eravamo persone del territorio, quelle che veramente sono in strada tutti i giorni e hanno bisogno. I nostri segretari, il nostro presidente sono bravissimi, però ormai vivono a Roma e fanno quel lavoro. Noi siamo su strada tutti i giorni. Tornando al discorso di cosa ho detto, era i passaggi pedonali. La maggior parte di incidenti succede sulle strade urbane, non extraurbane, nei centri urbani, perché specialmente sui passaggi pedonali non c'è il rispetto dell'altro. Io, automobilista, devo fermarmi perché c'è il pedone che deve attraversare. Tu, pedone, però devi attraversare se sei sicuro che la macchina si ferma. Non devi correre sul marciapiede e attraversare, buttarti, perché tanto te ha diritto. Specialmente i giovani, questa cosa, ragazzetti, ragazzette di 13-15 anni, sono fenomenali. E quindi è il mio incubo, penso l'incubo di tutti, perché sei camion alto a sinistra e loro sono bassi a destra, quindi è difficile tante volte interpretare questo discorso. Mettere un palo con un lampeggiante, con un qualcosa che potrebbe aiutare essere anche usato Simona. anche loro, schiacci il bottone, si attiva un lampeggiante, si attiva quello che vuoi, ma ci vogliono quei 2 secondi, 3 secondi, tutti fermi, attivi, ci vogliono quei 3 secondi, poi passi, ma allora anche l'automobilista si rende conto che tu devi passare e che lui si deve fermare. E lì si fermerebbero gran parte di quegli incidenti. Ultimamente quando sentiamo attraversato sulle strisce, eccetera. Dopo anche il discorso, lì si potrebbe mettere anche il discorso sonoro, cioè loro come fanno con i cani guida se non hanno il sonoro? Simona Zanella, devo correre perché il tempo è tiranno. Cosa ne pensa della proposta che ha fatto Vendrame? Ma noi lottiamo sempre, ogni volta, per avere un semaforo che abbia anche un richiamo sonoro.
Cioè siamo i primi noi, non è che noi andiamo a buttarci in mezzo di strada, ma alle volte non riusciamo più a sentire. Il cane non è che attraversa quando decide lui, siamo noi a dire al cane di attraversare, perché si pensa anche a volte che sia il cane che decide, no, siamo noi che gli diamo il via. Però ogni volta che c'è da mettere un semaforo sonoro, ma qui dà fastidio, ma lì non si può, ma non ci sono i soldi, poi ci vogliono i segnali a terra che portano al semaforo. Le strisce pedonali sono quasi sempre cancellate, perché quello sì, i nostri cani sono addestrati a trovarle. Poi noi adesso abbiamo anche tutto il problema riguardante le auto elettriche, biciclette, auto elettriche, monopattini. Noi non li sentiamo arrivare in mezzo al traffico. Sono già successi incidenti in cui persone cieche sono state investite, ma non perché, poverette, si sono buttate in mezzo di strada, ma se non la senti arrivare, per te non c'è. Quindi in realtà i problemi da affrontare sono diversi, ma sono sempre parole dette in certi momenti, e poi sì, ma vedremo, faremo, cercheremo. E questo non va bene, Simona Zanella, questo non va assolutamente bene, anzi voi dovreste avere la corsia preferenziale, come ho detto, nelle liste d'attesa, che a mio avviso, e mi dicono di sì anche, che ci dovrebbe essere una corsia preferenziale per le visite alle persone che hanno oltre 80 anni, perché lo meritano, veramente lo meritano, come ci sono per le persone in gravidanza. Ecco, anche queste persone hanno diritto di avere una visita veloce, così queste fragilità che rappresenta questa mattina Simona Zanella dovrebbe avere la precedenza. Ma quando vi confrontate anche con i sindaci, perché io li invito tutti e sembra che tutti facciano tutte barriere architettoniche, ma è proprio vero, oppure lei cosa vuole dire vivendo a Belluno, Zanella? Sì, io vivo a Feltre, ma non è così facile la cosa, cioè lo dicono, ma poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Poi spesso magari può capitare anche che anche in buona fede magari chi progetta, architetti, geometri, non sanno neanche le nostre necessità, ma non vengono neanche a chiedercele, magari fanno i lavori e poi pensano che vadano bene così e invece sono sbagliati, perché dovrebbero chiedere anche ai diretti interessati di che si ha bisogno. Questo anche perché i soldi spesi poi vengano spesi bene, se già non ce n'è tanti vediamo di spenderli nel modo giusto. E quindi ce ne sono tanti, Federica, di soldi. Lei non ha idea invece quanti soldi ci sono, solo che vengono dirottati dove vogliono loro, ma no che non ci sono soldi. Io lo dico da anni, non ho ricevuto una telefonata che veramente mi dica che sbaglio, che non è vero. Una telefonata che mi dica: ma cosa sta dicendo Mirella a Sveglia Veneti, che sono pieni di soldi? Sì, sono strapieni di soldi e li buttano dove sentite, su cose che sono inconcepibili per noi che viviamo la realtà. Pensate solo che sul codice della strada c'è l'articolo in cui si dice che tutte le multe dovrebbero essere investite sulla sicurezza stradale. Sicurezza significa tutto quello che riguarda la strada, riparazione, eccetera. E invece troviamo sempre sui bilanci, ultimamente anche qualcuno fastidioso che ha scritto che ricaverà da un autovelox nuovo 1,5 milioni di euro, cioè quello è fastidioso, ma che ci scrivano di fianco o l'anno prima o l'anno dopo: consuntivo, ho preso 1.200.000 euro. Dove li ho spesi? Lo investo in sicurezza stradale in questi capitoli. Perché non lo scrivono? Perché vogliono solo fare cassa. Io capisco, vogliono mettere gli autovelox. Vabbè, dopo metterli su un Drisagno lungo 5 km a metà, mettere un divieto e mettere coso e mettere un autovelox che ti controlli il divieto, mi sembra un po' troppo, ma comunque ci stanno. Secondo le previsioni di qualche sindaco quello diminuisce i morti sulla strada, ma le investano sulla sicurezza stradale, le investano per noi, per loro, le investano sui corsi di formazione ai ragazzi, sui corsi di formazione a chi rinnova la patente. Non c'è nessun corso di formazione. Goda a rinnovarmi la patente. Ogni comune organizza una volta o due all'anno dei corsi di 10 ore. Prima di rinnovarmi la patente, andare all'autoscuola, farmi la visita, rinnovare la patente, devo conseguire questo corso. Là si farà 10 ore, ripristina un attimo, mi ricorda
le regole per viaggiare, dopodiché mi rifarò la patente. Perché i trasportatori devono farne 40 ogni 5 anni e gli automobilisti non possono farne magari 10 ogni 10 anni? Non sarebbe un aggravio più di tanto. E se può organizzarlo qui i comuni, non servono autoscuole, serve un esperto che va nella sala comunale o nella sala di ritrovo del comune e organizza questi corsi, 2 serate, 3 serate, 2 sabati pomeriggio. Non sarebbe un aggravio, però ti ricordano come si deve andare per strada. Quello che però traspare dagli ospiti che ho tutte le mattine è che quasi tutti fate anche delle proposte sensate. Le fa la Simona Zanella, le fa lei, tutte le mattine ho ospiti che fanno proposte sensate. Ma se questi non ascolta, cioè sente che c'è un'altra roba ma non ascolta. Ieri avevo il dottor Frezza che mi ha portato gli apparecchi acustici di ultima generazione meravigliosi, ho detto forse è il caso di regalarli a qualche politico perché non ci sente per niente. Zanella, ma giustamente Vendrame mi dice, ma siete associazioni importanti, dovete unirvi, dovete far sentire la vostra voce quando sedete a questi tavoli, ma vi invitano, ci racconti com'è la storia, perché lei sta portando dei temi importantissimi che non riguardano solo lei, ma riguardano le fragilità in genere. Prego. No, non di queste cose qui non ci invitano, siamo noi che a volte cerchiamo di vedere cosa stanno facendo e chiediamo se possiamo dire qualche cosa, ma come torno a dire, anche i corsi prima che dicevo per come accogliere una persona con disabilità anche negli autobus, nelle corriere, mi hanno risposto che sono facoltativi, vengono fatti di sera, chi vuole andare, se vuole andare va, altrimenti no. Quindi chi è che va la sera, un autista, dopo che ha guidato magari tutto il giorno, a fare un corso di questo tipo? Cioè io lo posso fare gratuitamente, io vado, lo faccio, ma se poi non c'è nessuno, a chi lo faccio? Sono cose che basta poco, perché non è che ci siano chissà quali poi accorgimenti da fare, però io ho bisogno che la corriera mi si fermi davanti, apra la porta davanti, non che io debba correre dietro la corriera, perché non so dove va, fin dove mi devo spostare. Poi rischio di andare in mezzo di strada, magari appunto giustamente come diceva il signore prima, e creare anche magari dei problemi, ma ripeto, fanno senza chiedere. C'è la Convenzione ONU che dice che una delle principali cose che dice è non fare niente su di noi senza di noi, cioè non fare senza chiedere ai diretti interessati, ma questo vale in tutti i campi. Noi parliamo della disabilità, ma vale anche in tutto il resto. Sono sempre cose fatte così, pensano di fare. Io una volta ho sentito un assessore che diceva beh, ma il cordolo di questo marciapiede è alto 3 centimetri, ma chi volete che dia fastidio? Beh, una persona che ha una carrozzina elettrica, quei 3 centimetri sono una barriera tanto quanto alta 1 metro, perché non riesce a superarlo, se no la carrozzina si rovescia. Ma lo sanno questo loro? No, ma non è che vengono a chiederci di che cosa avete bisogno, cosa possiamo fare. Questo è il discorso. Ma è logico, Zanella, che non chiedono, perché sennò i soldi devono dirottarli sulle cose essenziali che servono ai cittadini, che servono al popolo, invece vanno dirottati su quello che vogliono loro. Guardate che c'è un business, io spero che Sveglia Veneti serva a far capire l'importanza del business che c'è anche in questi periodi. Perciò svegliatevi, ascoltate gli ospiti e ascoltate il vostro buon senso che ce l'avete. Quando farete la crocetta usate il buon senso, ricordatevi di Sveglia Veneti e degli ospiti, ricordatevi di tutte le fragilità che ho avuto, che vi chiedono per cortesia di aiutarle e di supportarle. Vendrame. Non fa notizia l'aver fatto un qualcosa a favore di qualche disabile. Un articolo sul giornale è finita. Se invece rifai la piazza o rifai il ponte o metti il semaforo, eccetera, allora quello è stato quel sindaco. Treviso Mare è stata approvata qualche giorno fa, è stata fatta una riunione subito sul territorio per dire che non andava bene in tanti modi, però non erano state invitate le associazioni produttive. Noi che dopo dobbiamo andare su quella strada là, cioè se io devo andare a San Donà, Silea, San Donà, devo andare Ciapo a Treviso Mare,
Se devo andare a Trieste, ciapo a Treviso Mare, dopo ciapo a Triestina, da San Donà e vado avanti. Se devo andare al mare, ciapo da Novo Quea. Ma allora, io, attività produttiva che fino a oggi non ho pagato niente per fare quella strada, domani mi troverò a fare 6-7 pedaggi al giorno su quella strada, costerà poco, benissimo, 4 euro a pedaggio. 6 pedaggi al giorno sono 24 euro, sono 100 euro la settimana, sono 400 euro al mese a persona, a camion. Quindi influisce dopo sul bilancio che hai. Perché devo farlo, pedemontana sì, pedemontana no, allora anche a questo punto cosa diciamo? La pedemontana è partita col piede sbagliato. Adesso sta aumentando perché i flussi di traffico arrivano anche dall'A28 eccetera, però bisogna stare attenti perché ancora la gente non si è accorta di quanto costa. Lo straniero prende quella strada, prende la pedemontana perché il TomTom gli dà quella strada, il satellitare. Quando si accorgeranno che fare il giro per l'A4, passante A4 e fare il giro per la pedemontana ci metti 5 minuti in più e hai gli stessi chilometri, 5 minuti in più ma 18 euro in meno, anche le ditte di autotrasporto straniere, che sono quelle che adesso stanno incrementando la pedemontana, capiranno che devono fare il giro dall'altra parte. 18 euro a passaggio sono tanti, pensate quelli che lo devono fare più volte al giorno. Devo dire l'altra cosa velocissima, che la pedemontana non hanno capito, la società che la gestisce non l'ha capito e nessuno gliel'ha imposto, che dimezzando i pedaggi dimezzando il costo dei pedaggi, raddoppiano i pedaggi. Ischia è sempre quei, però riuscirebbe a fare quello che fino adesso non riesce a fare, cioè l'autostrada di vicinato. Allora sentiamo anche Simona Zanella come vuole concludere. Che appello vuole fare Simona Zanella? E grazie veramente di essere stata con noi, ma la inviterò ancora. Quale appello vuole fare, visto che adesso abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, perché dice noi vogliamo i cittadini che ci votino, noi vogliamo i cittadini. Prego Zanella. Se ne ricordano solo comunque in questo periodo qui, passate le elezioni, chi si è visto, è andata come è andata e di solito spariscono tutti di nuovo, perché fanno sempre tante promesse, ma poi quando è il momento di realizzare le cose. Niente, io chiedo solo che ci ascoltino di più, che capiscano che devono chiedere a chi vive una determinata situazione, qualsiasi sia, di che cosa ha bisogno e quali sono le priorità, perché logicamente dobbiamo andare anche per priorità. Però insomma bisogna anche tenere conto, perché ormai qui anche si pensa solo a tutti quelli che hanno la macchina qui, macchina là, ma tutti quelli che non possono avere una macchina, che non hanno una patente, che non possono muoversi. Io ad esempio ho il mio cane guida, una notte è stato male e io non avevo nessuno, mio marito era di notte a fare i turni e nessun veterinario viene a casa, tanto per una stupidaggine, ma il mio cane guida non è solo, tra virgolette, perché i cani sono quello che sono, sappiamo tutti dell'amore che ci danno. Ma per me è forse doppiamente importante, e se poi stava male davvero e moriva, cosa facevo? Grazie Luana Zanella per questo appello. Salutiamo anche il cane, come si chiama? Si chiama Chelsea. Ecco, salutiamo perché sono veramente delle creature meravigliose. Che appello facciamo, Vendrame, prima di salutare? Veloce, un minuto. Allora, intanto a Nord del Vero, dopo che abbiamo fatto presente sta roba qua, hanno organizzato la settimana prossima anche con le attività produttive, tanto per essere chiari quando ci si muove, e non deludere nessuno. Voglio fare un appello ai sindaci, perché loro sono i re del territorio, inventino qualcosa per i passaggi pedonali, mettano il contaminuti sui semafori, prenderanno qualche multa in meno, ma faremo qualche incidente in meno. È vero che se lo mettono sul rosso uno parte quando manca 2 secondi, non lo mettano sul rosso, mettano solo sul verde, il conta minuti sul verde. Quando io ho il conta secondi a meno 4 secondi, comincio a frenare. Se invece vedo che sono a 0, devo frenare per forza. Non ho solo i 3 secondi, 4 dell'arancione.
Allora cominciamo a mettere quello, a investire i soldi delle multe veramente dove devono essere investiti. E più chiaro di così penso non si poteva dire. Grazie a Danilo Vendrame, Presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiano. Porti anche la voce di Zanella, mi raccomando, di Simona Zanella, mi raccomando Vendrame e Simona Zanella, combattere, 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 non devono fermarci. Grazie, grazie, buona giornata. Adesso facciamo soprattutto la Costituzione e la poesia di Mirella. È arrivato anche sabato 16 marzo, anche questa giornata veramente con tanti ospiti, tante riflessioni, anche qualche certezza in più, anche su quello che veramente ci spetterebbe di diritto, ecco, quello per cui dobbiamo partecipare, dobbiamo esserci. Infatti adesso, oltre alla Costituzione che leggo quasi tutti il sabato, leggerò anche una poesia che veramente vi dovrebbe intrigare. Allora, iniziamo con la Costituzione. Eccola qua, la nostra bellissima Costituzione. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi si è messo in stato di accusa dal Parlamento, in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Allora adesso passiamo invece al Governo, il Consiglio dei Ministri. Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Articolo 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Articolo 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Avete capito bene? Guardate che sono articoli molto importanti, molto molto importanti. E adesso arriva la poesia per tutti Riva Sera di Danilo Mason. E ho scelto questa, vediamo poi se vi piacerà, sentiremo. A forza di motivazione. Bisogna dargli un senso alla vita, catare sempre a voglia di lottare, anche se noi poi sempre da sempre dritta, qualsiasi ostacolo se ha da superare. Non basta un carattere de ferro, che voglia vicinanza delle persone, a motivazione fa l'uomo vero. Questi sono gli obiettivi che ognuno si pone. Pastrano, ma cosa tocca il fondo? L'unica roba da fare è venirne fora. E solo quando andiamo via da sto mondo vuol dire che si arriva a nostra ora. Ciao, buona domenica!